Gentili ospiti, signore e signori, buon pomeriggio. Mi sono smascherato così prevede il protocollo. Si entra con la maschera, poi la togliamo e sotto spesso troviamo anche sorprese. Intanto benvenuti e buon pomeriggio a tutti voi all'appuntamento con l'Assemblea Generale dei Soci dal titolo Piccole imprese per grandi imprese. Il titolo utilizza nella sua doppia espressione la parola imprese. Non c'è dubbio che questo vocabolo, questo sostantivo appartenga a tutto tondo al mondo artigiano. Quando ho cercato una definizione per inquadrare la figura artigiana, ho trovato questa che mi è particolarmente piaciuta. Gli artigiani sono da sempre persone normali che ogni giorno fanno cose straordinarie, persone normali che corrono rischi, che sanno assumere scelte delicate, anche in grado di cambiare la loro vita, ma che sanno dare libero sfogo alle passioni, al coraggio e alla fantasia. Persone normali che sanno inseguire i propri sogni e che proprio per questo sono capaci di raggiungere grandi traguardi. Insomma, persone normali protagoniste di storie realmente fantastiche. Di queste persone parleremo in questa assise, la prima in presenza dopo 2 anni di virtualità assembleare. Un'occasione di ripartenza, l'abbiamo sentita più volte questo termine, anche se i veri artigiani per la verità non si sono mai fermati, non hanno conosciuto pause o soste, ma soltanto hanno rallentato la loro attività per stato di necessità. Ma la partita per conseguire grandi imprese è cominciata e le aziende artigiane sono già da tempo scese in campo e, come dice il sottotitolo di questo evento, sono impegnate a competere e guardare avanti. Guardare avanti, consapevole che non è consigliabile fare un passo indietro nemmeno per prendere la rincorsa, lo è il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion. Dovrei dirle benvenuto Presidente, ma è casa sua, l'ospite sono io, per cui le dico buon lavoro, ci prepariamo ad ascoltarla e a più tardi. Grazie. Care colleghe e cari colleghi, autorità, gentili ospiti, questa assemblea è davvero un'occasione speciale, senza precedenti, alla quale la nostra associazione arriva con un duplice stato d'animo, di contentezza e di orgoglio. Siamo contenti per il fatto di ritrovarci finalmente in presenza, dato che il mondo artigiano è prima di tutto un mondo fatto di persone, di relazioni dirette, concrete. E siamo orgogliosi perché la piccola impresa che rappresentiamo è pronta a confrontarsi sulle attualità e sul futuro, dopo aver passato tanti mesi tra 1000 difficoltà, mesi di dramma umano, di emergenza sanitaria, di incertezza economica, di vera e propria resistenza alle avversità e alle tentazioni di perdere la fiducia. Abbiamo reagito. Non ne siamo ancora usciti, è vero, ma la situazione generale giustifica spiragli di ottimismo che all'inizio di quest'anno parevano impensabili. Abbiamo in più l'arma dei vaccini e gli indicatori economici segnalano un clima di ripresa migliore di ogni previsione. È per questo che abbiamo voluto intitolare la nostra assemblea Piccole imprese per grandi imprese, perché la tenacia e la capacità di resilienza che il nostro comparto ha dimostrato finora testimoniano ancora una volta quale sia il valore delle nostre attività. Noi lo sappiamo bene, sia come imprenditori che come associazioni di categoria, e lo sanno pure gli amministratori locali, gli analisti che ci studiano, la stampa che segue da vicino i territori, persino le università con le quali collaboriamo. Peccato
che non lo notino abbastanza i grandi mezzi di informazione. All'opinione pubblica nazionale viene spesso offerta l'immagine di un dibattito tra parti sociali che vede impegnati il governo, l'industria e il sindacato. Ma un tavolo non sta in piedi su 3 gambe. E la quarta gamba siamo noi, i piccoli imprenditori, i lavoratori autonomi, le partite IVA, ovvero il 97% delle imprese che assicurano il 60% dell'occupazione in Italia. È una dimensione che chiede norme e leggi decisamente più snelle, strumenti e provvedimenti accessibili e l'eliminazione della burocrazia inutile. A chi ancora non se ne rende conto, ricordiamo che siamo una insostituibile cinghia di trasmissione di questo Paese, sia dal punto di vista economico che all'interno del tessuto sociale. Le nostre aziende operano nel territorio e per il territorio, offrendo alle famiglie un'occupazione diffusa e di prossimità. Garantiscono prodotti di qualità, un grande apporto al Made in Italy e una rete di servizi indispensabili per la popolazione, per la manutenzione dell'apparato produttivo. Ancora, le nostre aziende assicurano forniture di alto livello tecnologico alle imprese di maggiori dimensioni. In più, questa cinghia di trasmissione unisce il lavoro di giovani e adulti, consentendo che l'apprendista impari dal titolare e dal collega più esperto. Proprio in queste settimane la Regione affronta il tema di come supportare un apprendistato che nella modalità professionalizzante resta il canale di gran lunga più utilizzato. Pur convenendo che bisogna rafforzare anche il canale duale, l'apprendistato rimane lo strumento di ingresso per eccellenza e nella progressiva congiuntura del mercato del lavoro anche la modalità di integrazione professionale per i giovani che provengono dall'estero. Ecco perché questo enorme ingranaggio, questa fonte di articolata produttività, questo insieme di tradizione e innovazione merita sempre di essere incoraggiato e sostenuto. Per quanto ci compete come Confartigianato Imprese Vicenza, dallo scoppio della pandemia e dal suo progressivo e spiazzante infuriare, siamo stati un punto di riferimento per i soci, le loro famiglie, le comunità territoriali. Abbiamo fornito notizie, chiarimenti, supporti operativi nell'incedere complicato e spesso caotico dei DPCM. Abbiamo fornito vicinanza e dialogo che, lo abbiamo capito via via, si sono rilevati un prezioso contributo di conforto e di speranza. Lo abbiamo rilevato nei frequenti incontri a distanza, nelle decine di migliaia di telefonate. Lo hanno rilevato i nostri collaboratori che nel dialogo con i soci hanno dato sostegno e forza con il fattore umano e con una parola di fiducia. In questo ascolto responsabile e nel dare risposte ai bisogni espressi, abbiamo utilizzato il set dei nostri servizi relativi al lavoro, alla gestione di impresa, al credito, ai contributi di ristoro. Abbiamo dato valore ai servizi dei nostri enti bilaterali, in fatto di ammortizzatori e di apporto alle spese per i dispositivi sanitari. Abbiamo gestito, con combinazioni che via via cambiavano, le attività di pronto soccorso e le necessità connesse ai bisogni di riapertura, che grazie al comportamento responsabile di tante persone appare ogni giorno che passa sempre più forte. Ora dobbiamo chiederci cosa è accaduto nel frattempo alla nostra economia e come ne stiamo uscendo. I dati ci dicono che l'artigianato vicentino non solo in questi ultimi difficili 20 mesi si è asciugato a livello numerico, ma è anche cresciuto nella dimensione media di tante sue aziende e nella natura giuridica che vede Vicenza tra le province con più SRL artigiane.
L'occupazione ha sofferto nei settori che hanno patito il distanziamento, dove, non bastando di certo i ristori a rimediare i mancati ricavi, migliaia di imprese, lavoratori autonomi e partite IVA sono state messe a dura prova. Ha tenuto il manifatturiero e il sistema casa che ora riprendono a crescere e a fare investimenti. Lo vedremo fra poco con i dati che Enrico Quintavalle ci presenterà. Non è una crescita né scontata né lineare. La pandemia ha cambiato atteggiamenti ed il mercato si affronta sviluppando nuovi fattori competitivi e affrontando nuovi limiti alla crescita. Le materie prime hanno costi schizzati in alto, anche per pratiche di speculazione e accaparramento, che né le autorità italiane né quelle europee sono riuscite ad arginare. Le imprese affrontano altresì un'inedita situazione nel mercato del lavoro, nel quale la manodopera sta diventando un bene sempre meno disponibile e per talune qualifiche un bene raro. L'Italia ha usato un primo acconto di PNRR, del quale come artigiani non ci siamo resi conto se non marginalmente. Rimane da utilizzarne una grande parte e siamo consci che occorre una buona programmazione prima per una buona spesa a seguire. Occorre valorizzare tutte le entità attive, con esse i territori nei quali istituzioni ed imprese si stanno adoperando per arrivare a proposte coerenti con le risorse annunciate. Non tutto ci pare lineare e non vorremmo che la fretta di spendere trovasse, come spesso accade, più preparati le grandi aziende di Stato e meno pronti enti locali e piccole imprese. Siamo già intervenuti, ad esempio, per ottenere che alcuni bandi riguardanti il potenziamento ferroviario non escludessero a priori la piccola dimensione. Molto rimane da fare e da chiarire, a partire dalle principali sfide: transizione ecologica, transizione digitale, inclusione sociale, rafforzamento della sanità territoriale e miglioramento delle infrastrutture materiali e immateriali. La nostra associazione si è preparata per tempo in tema digitale. Siamo orgogliosi di aver fatto crescere uno dei più efficaci e riconosciuti hub digitali, dal quale pochi giorni fa l'assessore regionale al digitale ha presentato il piano Veneto in materia. Portare il digitale nella piccola impresa e tra le persone non è sfida facile e siamo onorati di svolgere un importante ruolo in materia, sia per il Comune di Vicenza ed alcuni comuni contermini, sia per il Comune di Bassano e 14 comuni di quella zona. Altrettanto impegno dedichiamo alla sostenibilità, obiettivo che ci vede determinati a 360 gradi. Dal contrasto dei microeventi climatici alle buone pratiche di economia circolare, alle azioni sul tema delle energie rinnovabili e all'operare a favore di una mobilità sostenibile e della riqualificazione urbana. Proprio domani, d'intesa con il Comune di Vicenza, presentiamo un caso di miglioramento urbano dell'area produttiva di Vicenza Ovest grazie al verde. Mentre nei primi giorni di novembre, nell'edizione del Festival Citemos, dedicato quest'anno alle prospettive per la mobilità urbana ed extraurbana, presenteremo le nostre proposte in fatto di piano urbano di mobilità per la città, con studi che intendiamo progressivamente estendere ai comuni della nostra provincia. Ma si concorre alla sostenibilità anche onorando i contratti di lavoro, impegno che i nostri soci rispettano, nonostante che 2/3 dei contratti di lavoro utilizzati dalle imprese depositati al CNEL non siano sottoscritti dai soggetti maggiormente rappresentativi, legittimati a farlo. Con le organizzazioni sindacali della nostra provincia il confronto e il dialogo non mancano. Ci auguriamo siano stimolo anche a livelli superiori.
e si concorre alla sostenibilità anche cercando di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che vede anche nella nostra provincia una distanza ancora significativa. Il nostro modo di essere imprenditori comprende anche l'assunzione di un sempre maggiore responsabilità sociale. Lo abbiamo dimostrato nelle fasi più acute della pandemia, concorrendo a contrastare il virus, in particolare nei luoghi di lavoro. E lo stiamo dimostrando in questi giorni con l'esperienza del Green Pass. Operazione che ha come obiettivo dichiarato un'ulteriore crescita della popolazione vaccinata, ma con modalità che purtroppo scaricano su noi imprenditori ruoli impropri, tensioni aziendali, oneri organizzativi e costi per improvvise assenze per malattia. Anche per questi motivi, la straordinarietà del nostro impegno vale solo se potrà cessare il raggiungimento degli obiettivi attesi, fatto che ci auguriamo avvenga quanto prima. Dicevamo all'inizio che l'Italia ha ancora il primato negativo di non essere un paese che faciliti il mestiere di imprenditori, sin dalla nascita dell'impresa e poi nei momenti di crescita. Non c'è adeguata consapevolezza e conseguente riconoscimento di cosa significhi assumere il rischio di impresa, di cosa significa ogni giorno fare gli artigiani. Non mancano discriminazioni nei confronti della micro e piccola impresa, del lavoro autonomo e dei nostri collaboratori. Nelle fasi acute della pandemia si è posto un parziale rimedio attraverso il ricorso alla cassa integrazione in deroga. Ha funzionato, con non pochi ritardi. Qui hanno quasi sempre posto rimedio i colleghi imprenditori anticipando l'intervento di tasca loro ed evitando che il già rilevante divario tra dipendenti pubblici e privati raggiungesse livelli di vera e propria offesa alla dignità del lavoratore. Anche per questi motivi ho espresso il dissenso dell'associazione che rappresento al fatto che si concludesse un rinnovo generalizzato del contratto per i dipendenti pubblici, prima di completare la riforma degli ammortizzatori riguardanti milioni di lavoratori privati, che non hanno la stessa sicurezza di continuità lavorativa. L'Italia, a meno che non vogliamo diventare tutti dipendenti pubblici e ingrossare il debito dal quale prima o poi dovremmo rientrare, deve rilanciare con serietà una politica di incoraggiamento, non solo a parole, verso chi fa l'imprenditore o aspira a diventarlo. La forza del nostro Paese resta la vitalità imprenditoriale e va preservata come bene essenziale. Abbiamo bisogno di incoraggiare e premiare il lavoro vero, rivedendo radicalmente l'intervento a favore delle persone in difficoltà, che non può essere di sicuro questo reddito di cittadinanza, per ottenere il quale è stato battuto ogni record di dannosa fantasia e falsità materiale, a danno ingente delle risorse pubbliche, alimentando la pratica già grave del lavoro nero e offrendo modelli sociali diseducativi se non squalificanti. Siamo tra coloro che spronano il governo Draghi a proseguire deciso sulle strade delle riforme. Il Paese ne ha bisogno da tempo, al di là del fatto che le riforme sono condizione necessaria per ottenere i fondi del PNRR. Dalla riforma del fisco ci aspettiamo semplificazioni, equità, attenzione vere per la peculiarità della piccola impresa. Non ci preoccupa affatto che si faccia chiarezza, prima di procedere a una revisione degli estimi incongruenti, sulla mappa delle costruzioni abusive non accatastate, che siamo convinti non riguarda di certo il Veneto. Dalla riforma della giustizia pretendiamo uno snellimento dei procedimenti civili altrettanto deciso, maggiore professionalità in campo tributario e organici distribuiti in relazione alla densità di imprese e della popolazione. Ricordiamoci che a disincentivare gli investimenti esteri
nel nostro Paese ci sono anche le incertezze e i tempi dei processi. A tutti poi chiediamo di essere al nostro fianco nella elaborazione di progetti e provvedimenti su due temi che riteniamo essenziali. Da un lato assicurare il ricambio generazionale delle piccole imprese, agevolare e sostenere la trasmissione di saperi tecnici e gestionali. Dall'altro incentivare l'attrattività dei nostri territori, aree che sono dei giganti dal punto di vista manifatturiero, ma che oggi hanno bisogno di riscoprire tutto il loro valore anche in termini di offerta turistica, paesaggistica e culturale. In entrambe le partite un ruolo decisivo spetta ai giovani, ai quali dobbiamo mostrare quanto può essere appagante, oltre che utile, svolgere un'attività nel mondo artigiano e svolgerla magari nei loro luoghi di appartenenza, i quali possiedono un patrimonio di storia e di bellezza che merita di essere più conosciuto e promosso. Siamo particolarmente lieti che il governatore della regione, Luca Zaia, abbia accettato il nostro invito, ulteriore conferma della sua disponibilità ad ascoltare e a confrontarsi. È un segno di attenzione alle categorie e al territorio. Così come ci fa piacere e onore la presenza del professor Palù, che somma autorevolezza scientifica a ruoli importanti quali la presidenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco e la presenza del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute. Alla Regione, signor Presidente, diamo atto di aver gestito i duri mesi dell'emergenza Covid con efficacia e pragmatismo, raccogliendo i frutti della territorialità del presidio sanitario, scelta che ha fatto e continua a fare. Il nostro auspicio è che adesso tale concretezza trovi conferma anche nella messa a terra territoriale del PNRR e delle sue risorse. La pedemontana veneta, che sta per essere completata, ci fa sperare che il capitolo delle infrastrutture includa con determinazione l'alta velocità e l'alta capacità ferroviaria, di cui abbiamo assolutamente bisogno. Il completamento della Valsugana, lo sbocco a nord della Valdastico d'intesa col Trentino. 4 anni fa, proprio in questa sede, come Confartigianato del Veneto, presenti tutti i presidenti provinciali del sistema, le consegnavamo il documento della nostra associazione a supporto delle ragioni del referendum sulle ulteriori forme di autonomia. Alla democratica e chiara indicazione dei veneti sono seguite le vicende che conosciamo e che, complice la pandemia, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ad una parte del Parlamento, che vorrebbe invece allontanare una sacrosanta responsabilizzazione nel governo della spesa pubblica e nell'efficientamento decisionale tra Stato e Regioni. L'invito, signor Presidente, è a non vanificare la sostanza delle proposte dei veneti, ricercando le necessarie alleanze per superare una stasi che temiamo possa favorire un ritorno centralista. Non è in discussione l'autorevolezza dello Stato e la sua unitarietà. Sono in discussione l'uso delle risorse pubbliche e le modalità decisionali. In questi mesi la Regione ha presentato alle parti sociali il documento Costruiamo il nostro futuro verso il Veneto del 2030, con l'obiettivo di scegliere come utilizzare i fondi comunitari FESAR e FSE nella stagione 2021-2027. Contiene scelte decisive per il futuro di una regione che sta reagendo alla pandemia e vuole ritrovare un assetto produttivo e di coesione sociale, in linea con le grandi scelte della transizione ecologica e digitale, del mantenimento della capacità produttiva del nostro manifatturiero, del miglioramento dell'istruzione tecnica e professionale, del rilancio del turismo, delle inclusioni sociali e del rafforzamento dei servizi sociosanitari.
oltre ai temi già citati, desidero sottolineare la sfida del capitale umano, materia preziosa, se non rara. Non c'è più tempo da perdere per favorire un efficace rapporto tra scuola ed impresa. L'associazione che presiedo sta producendo un grande lavoro in materia di orientamento scolastico e professionale, con il pieno supporto del provveditore. Abbiamo un cantiere permanente in materia di formazione professionale e ITS e stiamo per condividere un piano di collaborazione con la Fondazione Studi Universitari. È in ballo la continuità delle nostre aziende, che sono, al pari delle altre, anche un bene sociale da preservare. In questi giorni stiamo interpellando un campione di imprese sul loro futuro, tra possibilità di continuità in famiglia o soluzioni di altra natura. Stimolate anche dall'assessore regionale Donazzan con un'iniziativa sul tema. Come vede, signor Presidente, oltre ad incoraggiare la natalità imprenditoriale, va fatto il possibile anche con misure creditizie ad hoc per non disperdere il patrimonio delle aziende, i cui proprietari entrano nella delicata fase del passaggio delle redini aziendali. C'è un ultimo punto che riteniamo doveroso sollevare. Stiamo entrando nel vivo della definizione delle politiche di coesione per il 2021-2027. L'impatto che queste risorse comunitarie potranno avere sui territori passa anche o soprattutto attraverso l'efficacia con la quale gli enti locali, in primis i comuni, sapranno condividere obiettivi e progettualità su scala territoriale e coinvolgendo il mondo produttivo. L'auspicio, e la nostra federazione regionale presieduta da Roberto Boschetto è su questo in prima linea, è quindi che si possa adottare finalmente un modello organizzativo veneto, IPA, Unioni Montane, con ruoli definiti e modalità di accesso alle risorse altrettanto chiare. Del professor Giorgio Palù abbiamo apprezzato in questi mesi gli interventi in veste di scienziato virologo, sempre chiari e comprensibili, con un costante riferimento alle fonti scientifiche, capaci di richiamare tutti all'uso del buonsenso. Oggi al professor Palù chiediamo di spiegarci se e in che modo potremmo e dovremmo convivere con il virus finché non sarà debellato, recuperando sia pure progressivamente la condizione di libertà individuali e di comunità piena, liberando al tempo stesso le potenzialità lavorative e produttive, sia pure con le cautele e la prevenzione necessarie. Il lavoro, lo possiamo dire, ha contrastato con efficacia non solo la crisi economica, ma anche i rischi non sempre vinti di gravi conseguenze psicologiche, soprattutto tra i giovani. Allo stesso modo è stato importante, valendo la pena di affrontare rischi e sacrifici, riportare le attività didattiche in presenza. Care colleghe e cari colleghi soci, cari colleghi che con me avete condiviso la guida associativa in questi lunghi e difficili mesi, cari collaboratori dell'associazione, che avete saputo andare oltre i protocolli dei servizi arricchendoli di ascolto e umanità. Oggi è anche la vostra festa. Una festa composta, consapevole delle persone che hanno attraversato difficoltà di ogni tipo e di quelle che ci hanno lasciato anche a causa di Covid-19. Provo orgoglio nel rappresentarvi, perché siete stati presenti, attivi, pazienti e fiduciosi. Ed è su di voi, sui vostri familiari e collaboratori, che riponiamo grande speranza per il nostro futuro. La nostra associazione di sicuro ci sarà. Grazie.
Complimenti Presidente, stimoli, puntualizzazioni, richieste di chiarimento, di collaborazione che cercherò di trasmettere poi agli ospiti che si succederanno su questo palco, il professor Palù, il Presidente Zaia. Ma c'è bisogno di conoscere anche la sua squadra, coloro che la accompagnano quotidianamente nel stilare il programma, i progetti, i sogni e gli obiettivi della vostra associazione. Vi accogliamo. Chiedo ai componenti della Giunta di raggiungermi sul palco. Grazie. Può presentarli come una squadra di calcio. Certo. Faccio accomodare tutti prima di presentarli. Allora, vicepresidente. Il mio vicepresidente, Nerio Della Vecchia, Carla Lunardon, Luigino Bari, Sandro Venzo, Andrea Rizzato e Christian Weller. Queste sono le persone che collaborano al mio fianco e che cerchiamo di essere presenti il più possibile con tutti i nostri soci per cercare di dare risposte a tutte le problematiche che ogni giorno le nostre aziende devono superare. Grazie veramente di cuore a tutti i miei collaboratori. Un ringraziamento particolare però, permettetemi, lo devo al nostro direttore Francesco Giacomin, che con la sua truppa di 420 collaboratori quotidianamente lavora a disposizione degli oltre 15.000 soci di Confartigianato Vicenza. Grazie Francesco. Bene, buon lavoro e buon proseguimento. Siamo già un po' in ritardo. Il prossimo titolo è Resistiamo come sollecitazione ma anche come presa d'atto, e a illustrare i punti di forza e il trend delle piccole imprese con un focus particolare sulle attività della provincia di Vicenza sarà Enrico Quintavalle, che è il responsabile dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese. A lei. Tanto saluto. Grazie. Mi permetta, prima Prego. di darle la parola, saluto perché è arrivata durante l'intervento del Presidente Caviano anche il Ministro Erika Stefani. Benvenuta e buon pomeriggio. Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie Presidente e grazie Segretario di questa occasione di confronto con voi questa sera. Allora, quello che oggi cercheremo di vedere sono di dettagliare quello che sono i punti di forza del sistema delle micro e piccole imprese, con un focus specifico sulla provincia di Vicenza, che è stato reso possibile grazie, ecco, io ho l'onore di fare l'ultimo miglio di questa presentazione, ma dietro c'è un lavoro di squadra e in particolare vedremo come hanno lavorato su questo rapporto l'ufficio studi di Confartigianato Vicenza, avremo i preziosi dati dell'osservatorio CAEM e dell'area lavoro sempre dell'associazione. Allora, il taglio che darò al mio intervento parte un po' anche da questa provocazione, quindi queste controdeduzioni rispetto a un pensiero di mainstream secondo il quale l'economia italiana cresce poco a causa della eccessiva presenza di micro e piccole imprese. E vedremo come gli stessi proprio primi passi della ripresa ci raccontano una storia diversa, ma non solo, poi vedremo anche diversi dati strutturali che ci mostrano invece punti di forza del sistema delle piccole imprese particolarmente orientate alla crescita. Allora, vedete la crescita
e la fase di recupero, vedete come è trainata, questi sono i valori aggiunti rispetto al quarto trimestre del 2019, prima che scoppiasse la pandemia, e vedete come le costruzioni e i settori dell'economia digitale sono in forte crescita. Sulle costruzioni sta beneficiando anche il traino di un intervento fiscale espansivo, il superbonus, che utilizza fondi del PNRR, quindi è già un primo utilizzo dei fondi europei anticrisi, e vedete come ha un tiraggio, quindi quanto riesce a spingere sul sistema delle costruzioni, un 7,7% in rapporto al valore aggiunto, che è una spinta per esempio superiore a quella che registriamo in Lombardia. L'e-commerce, che è uno dei settori della digital economy che è esploso con la pandemia, vedete che cresce a ritmi del 60% in più rispetto al periodo pre-pandemia, e con l'ufficio studi di Confartigianato Vicenza abbiamo stimato, vedete, che arriviamo a cifrare sulla sola provincia di Vicenza quasi 900 milioni di spesa attraverso questo canale. E da questo punto di vista ricordo come la sfida per quanto riguarda le piccole imprese vede in Confartigianato Vicenza un soggetto in grado di accompagnare le imprese verso un mondo che sicuramente è difficile, come quello del commercio elettronico. Ecco, il traino del settore delle costruzioni, vedete come avviene in un settore che ha cresciuto in modo significativo la produttività negli ultimi anni. Non solo, l'ha cresciuta molto di più rispetto agli altri paesi europei, e questo settore ad alto dinamismo della produttività è un settore che in provincia di Vicenza ha il 91,1% degli occupati in micro e piccole imprese. Altro grande punto, settore trainante, è quello della manifattura. Vedete, la produzione, l'istogramma verde non è ancora uscito rispetto ai livelli pre-crisi, però è molto più resiliente, vedete, rispetto al sistema francese e tedesco manifatturiero. Le esportazioni invece sono già arrivate in territorio positivo. Noi siamo, rispetto ai sistemi manifatturieri di Francia e Germania, noi siamo caratterizzati da una quota di micro e piccole imprese molto più elevata. Quindi, nonostante questa relativamente più bassa dimensione di impresa, nella reazione post-Covid vedete che abbiamo delle performance migliori. Ricordiamo che l'Italia, che è la prima in Europa per manifattura nelle micro e piccole imprese, il saldo export-import, solo fatto dalle micro e piccole imprese italiane, paga l'81% della bolletta energetica. Ecco, manifattura, poi quando andiamo a parlare di manifattura in Veneto e a Vicenza, dobbiamo guardare come si posizionano questi territori. E vedete come il Veneto, in termini, i primi due istogrammi sono il valore aggiunto per abitante prodotto dalla manifattura, Veneto seconda regione italiana, Vicenza seconda provincia italiana. Questo è un confronto invece europeo, e vedete come il Veneto è la terza regione in Europa quindi il confronto è su oltre 200 regioni europee, è la terza regione per occupazione manifatturiera, e fra le prime 10 province Vicenza è la prima per specializzazione nel comparto manifatturiero. Questo è un confronto su 1149 province. Quindi, quando parliamo della manifattura in Veneto e a Vicenza, parliamo di un settore che è un'eccellenza nel panorama europeo. Lavoro. Attività produttiva. Ecco, questo è un dato che sottolinea di grande importanza e di grande originalità su tutto proprio il panorama delle statistiche sulle imprese italiane, in quanto appunto con i dati dell'osservatorio CAIM siamo in grado di avere un segnale congiunturale dei consumi di energia elettrica monitorati su un panel di imprese. E vedete come nel caso della manifattura
la manifattura vicentina nel secondo trimestre del 2021 ha completamente recuperato i livelli di consumo di energia del primo trimestre del 2019. Manifattura significa Made in Italy. Vedete come Vicenza sovraperforma rispetto all'Italia in termini di dinamica di esportazione. Vedete in alto a destra come la migliore performance di Vicenza avviene proprio sui mercati più difficili, più complessi, quelli più lontani, quelli extra UE, e vedete come nel cerchio piccolo c'è la performance italiana e vedete la performance vicentina su mercati rilevanti come quello degli Stati Uniti, dove fa quasi 13% di crescita delle esportazioni, a fronte di un 3,1%. La Francia, un altro mercato chiave, in questo caso europeo, vedete più 7,4%. Sulla Russia, dove l'Italia fa solo un più 1% rispetto sempre ai livelli del 2019, e invece le imprese vicentine fanno più 17%. Ecco, queste sono altre performance importanti. Il settore della moda è un settore che è più in ritardo rispetto alla ripresa. Vedete che le esportazioni fanno ancora meno 8,8, anche la produzione è molto indietro rispetto ai livelli del 2019. Però il Veneto è una delle regioni maggiormente resilienti, fa solo meno 1,3. Addirittura a Vicenza, sappiamo come il settore della pelle è uno dei settori chiave per quanto riguarda la moda, l'export della pelle in Italia fa meno 8,4 e qui invece in provincia di Vicenza facciamo più 2,4. La gioielleria cresce, in volume ha recuperato i livelli pre-Covid, in valore, siccome c'è un aumento del valore intrinseco e del sistema dei prezzi, abbiamo un più 12,8, però a parità di confronto, quindi a parità di indicatore, sovraperforma rispetto il totale Italia. Un altro driver importante, e lo diceva il Presidente, le imprese hanno fiducia e sono tornate a investire. Ecco che gli investimenti in macchinari sono significativamente tornati con quasi 2 punti sopra i livelli pre-crisi e guardate cosa sta succedendo agli ordini. Quelli sono gli ordini del mercato interno. Il mercato interno è sempre stato un mercato un po' difficile anche per le nostre imprese forti nel Made in Italy, e vedete il mercato interno, grazie all'intervento sul credito d'imposta per gli investimenti 4.0 dell'ultima manovra di bilancio, che anche in quel caso anticipano dei fondi del PNRR. Quindi anche in quel caso abbiamo già usufruito per questo impulso positivo dei fondi europei, e questo sicuramente è un dato positivo perché siamo riusciti in maniera reattiva a mettere in pista delle politiche che sono positive. Ecco, quando parliamo di macchinari, poi se mettiamo in fila in una classifica ibrida gli esportatori di macchinari, vedete che il triangolo di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto è il terzo esportatore dell'Unione Europea. Se andiamo a vedere il peso delle micro e piccole imprese sul totale dell'economia delle province, vedete che Vicenza è la terza provincia per presenza di micro e piccole imprese. Ecco, si dice il nostro sistema cresce poco perché c'è una bassa dinamica della produttività. Ecco, questa bassa dinamica della produttività in alcuni casi viene imputata alle piccole imprese. Ecco, vedete come nel caso della manifattura, vedete come invece noi abbiamo una molto più bassa, vedete il quadratino nero, dimensione media delle imprese, ma dal punto di vista della crescita del valore aggiunto in 5 anni, vedete come abbiamo sovraperformato in maniera significativa rispetto a Francia e Germania, e quella è la dinamica della nostra produttività. Quindi abbiamo costruito più valore aggiunto, ma non solo con maggior apporto di occupazione, ma anche con una maggiore efficienza di quegli occupati.
Questo è il dato elaborato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Vicenza, che ci mostra come questo dinamismo, maggior dinamismo delle piccole imprese avviene proprio su tutti i settori per quanto riguarda la provincia, il territorio veneto. Piccola impresa, più difficoltà a innovare. Ecco, guardiamo, questa è la comparazione di Eurostat sulla propensione a innovare delle piccole imprese. Vedete come l'Italia è subito dietro le piccole imprese tedesche e investe, la propensione ad investire è decisamente più ampia sia rispetto alla media UE che la performance dei francesi. Il Veneto, in termini di micro e piccole imprese impegnate in progetti innovativi, vedete, in un confronto con le altre regioni, risulta essere la prima. Tante piccole imprese, scarso dinamismo della spesa in ricerca e sviluppo. Ecco, le statistiche dell'Istat degli ultimi anni ci stanno invece raccontando una storia completamente diversa. Vedete la curva fatto 100 nel 2014, quella è la curva della spese in ricerca e sviluppo delle piccole imprese, ecco, mentre il totale ha fatto un più 6,1% all'anno, mentre le piccole imprese sono cresciute a un tasso triplo, e lo stesso è avvenuto anche nell'ultimo anno. Nel Veneto, ecco, i dati qui non sono per dimensione, ma sono per tipologia di soggetto che spende in ricerca e sviluppo, e c'è un dato molto interessante perché oltre a essere, queste sono le 4 principali regioni manifatturiere su cui gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno poi una ricaduta in termini di produzione manifatturiera, innovazione e esportazione. Vedete come il Veneto è la prima per dinamica della spesa in ricerca e sviluppo, e la cosa interessante è che è prima grazie a una buona crescita della spesa delle imprese, ma una buona crescita anche della spesa delle università. Quindi il dinamismo degli investimenti in ricerca e sviluppo fatti dalle università insieme a quelle con le imprese sicuramente sono un circuito assolutamente virtuoso. Qualità del Made in Italy, altra caratteristica del DNA delle micro e piccole imprese, le imprese venete nella survey, nell'indagine dell'Istat lo denunciano come primo fattore competitivo. Le imprese non crescono solo diventando più grandi, ma anche attraverso le relazioni con altre imprese. Le micro e piccole imprese ci mostrano tassi di presenza di giovani e stranieri molto più alti, sia fra i dipendenti sia fra gli imprenditori. Ecco, c'è una situazione di difficoltà per quanto riguarda il mercato del lavoro in questi 18 mesi di pandemia, tutta concentrata sul lavoro indipendente, quindi c'è uno stato di sofferenza del lavoro indipendente a livello Italia. Ricordiamo che l'Italia è la prima in Unione a 27 per numero di occupati dipendenti. Ecco, e questo è il dato di Confartigianato Vicenza che ci mostra l'assoluta resilienza della domanda di lavoro delle imprese, delle micro e piccole imprese artigiane della provincia di Vicenza, perché sostanzialmente si attestano sugli stessi livelli del primo semestre del 2019. Il dato conferma quella preoccupazione espressa dal Presidente della difficoltà di reperimento, che vedete per quanto riguarda gli operai specializzati è di 5 punti quasi superiore alla media italiana. Le piccole imprese, vedete, a livello Italia hanno il 50% di dipendenti, ma stanno gestendo il 66,7% delle posizioni lavorative in questa fase di ripresa. Digitale e green, vedete, come lo si ricordava anche in precedenza, l'orientamento al digitale con la pandemia ha avuto una grande accelerazione.
Qui in provincia di Vicenza le imprese hanno anche l'associazione come un soggetto accompagnatore in un territorio sicuramente difficile e complesso. Vedete come è triplicato l'utilizzo delle tecnologie per relazioni e la gestione del lavoro e sono raddoppiate le applicazioni che servono per la vendita in rete. Altra cosa importante, green, vedete come l'Italia è il primo fra i 4 maggiori paesi europei per peso nella propria economia dell'occupazione nei settori dell'economia circolare, e in questi settori dell'economia circolare, gestione rifiuti, riparazioni, riciclo, il 71,3% delle imprese sono di minori dimensioni. Non solo, e lo vediamo anche nei nostri territori economia diffusa, abbiamo matrici tecnologiche che, vedete, hanno una emissione per addetto nel settore manifatturiero che è del 71% inferiore rispetto a quello degli altri settori manifatturieri in cui c'è una maggior presenza di media e grande impresa. Rischi e incertezze, un rischio poi, il rischio più grande è quello che poi andremo a discutere nella conclusione di questa assemblea e è il rischio naturalmente legato alla sanità. Vedete come ci sono delle situazioni di criticità in Europa e Stati Uniti. Gli ultimi dati dell'Istat pubblicati nei giorni scorsi ci mostrano che abbiamo ancora un eccesso di mortalità rispetto alla media del 2015-2019. Vedete in questa palla tratteggiata, ecco lì ci sono indicati i punti di PIL che andremo a perdere con 3 trimestri ancora di restrizioni alle attività. Quindi, siccome vedete che andiamo a perdere circa 2 punti di PIL, non possiamo assolutamente permetterci altri lockdown. Domanda internazionale, vedete le importazioni dalla Cina, la curva rossa in alto sono in rallentamento e l'altro elemento già segnalato nella relazione del Presidente è questa escalation dei costi delle materie prime che, vedete, impatta per maggiori costi sulle micro e piccole imprese della provincia di Vicenza per 1,3 miliardi. Abbiamo associato a questa crescita dei prezzi delle materie prime anche una carenza delle materie prime, quindi in questa fase di ripresa, ormai nel secolo dell'economia digitale, abbiamo il paradosso della mancanza di cose molto materiali, cioè ci mancano le materie prime e ci mancano i lavoratori. Altro elemento di rischio, vedete, l'escalation dei prezzi del gas, che sono assolutamente insostenibili con questo trend. Tutti gli analisti dicono che dovrebbe essere una bolla, quindi le bolle scoppiano e quindi speriamo che ritracci velocemente, ma è chiaro che con questa ascesa, tra l'altro così repentina, le imprese oggi si trovano nelle condizioni di dover rispondere a contratti fatti pochi mesi prima con il prezzo del gas molto basso e oggi si trovano a dover acquistare quella materia prima a importi decisamente elevati. Ecco, qui il nostro Presidente ha dialogato a distanza con il Governatore della Banca d'Italia che nelle sue considerazioni finali sottolineava questo tema del nanismo di impresa legato alla bassa crescita, evidenziando che è una sorta di falso problema, in quanto non possiamo solo pretendere di dire, cioè, se in un acquario vedete che i vostri pesci non crescono e stanno bene, dovete porvi anche un problema non solo del pesce, ma anche dell'acqua in cui sta nuotando. Ecco, quindi c'è sicuramente una condizione di habitat sfavorevole. Con il Covid, con l'esplosione degli interventi anticrisi, siamo passati dal 6° al 3° posto per spesa pubblica sul PIL. Siamo primi per tassazione implicita sul lavoro,
primi per debiti della PA verso le imprese, primi per prezzi dell'elettricità delle micro e piccole imprese, quinti per tassazione ambientale e non siamo quinti per emissione di CO2, siamo al 26esimo posto per tempi della giustizia civile, 26esimo per durata di un appalto e all'ultimo posto per l'interazione digitale con la PA. Quindi è chiaro che serve un habitat più favorevole. Oggi, a seguito della pandemia, c'è più Stato. Nella nostra economia questo Stato deve essere più efficiente e questa efficienza ci serve già da subito. Vedete, quello è un inquietante orologio delle ferrovie tedesche, della stazione di Berlino, ecco, e l'orologio tedesco ci dice che entro il 2026, per avere le nostre rate semestrali di fondi del PNRR, dobbiamo raggiungere 527 traguardi e obiettivi. Ne abbiamo 38 da raggiungere entro la fine dell'anno. Ecco, l'Italia ha una gran bella capacità di reagire nelle emergenze, ecco, e quindi speriamo che riusciamo ad adattare questi gap, a recuperare questi gap velocemente, con lo stesso spirito con cui abbiamo recuperato sul fronte della vaccinazione. Vedete, prime 20 economie mondiali, siamo al terzo posto per vaccinazione. Quindi serve un sistema paese che favorisca le imprese nella creazione di valore, in particolare, con particolare attenzione ai 68.000 imprenditori e i 205.000 addetti delle micro e piccole imprese vicentine che hanno contribuito a tenere aperto il Paese in questi 20 mesi di pandemia e, come in tutte le famiglie, grande attenzione, come diceva prima il Presidente, ai 5.400 cuccioli che da marzo del 2020 ad agosto del 2021 hanno aperto un'impresa in provincia di Vicenza. Grazie a loro e grazie a voi. Grazie dottor Quintavalle. Prima di proseguire volevo richiamare un attimo sul palco il Presidente Cavillon. Cosa mangia Presidente Zaia? Cosa sta? Ma ho già immaginato. Sono taralli, pugliesi peraltro. Eccolo, salutiamo e facciamo salire anche la Ministro Erika Stefani. Grazie Ministro che sei riuscita. Ho toccato ma sono vaccinato. Che sei riuscita ad essere qui con noi, eri impegnata in un altro impegno e devo anche ringraziarti perché hai portato qui con noi questa sera. Scusa, l'Italia va al centro, quindi al centro. Seguite, se non è un disturbo per lei, no, venga al centro. Insieme al Ministro Stefani abbiamo il piacere di aver qua oggi, questa sera, il Presidente di INAIL Nazionale, Franco Bottoni. Grazie. Grazie veramente Presidente. Essere qua sul palco insieme con te sinceramente mi fa anche una certa specie, visto che si permetteva di battermi a tennis anni fa, dovrei di nuovo sfidarlo, vedere se questa volta mi lascia a partita. Ma è un'amicizia che è nata tanti anni fa, si è trovato subito una comunanza di intenti, cioè di lavorare e di cercare per lavorare per la nostra gente, per tutti noi. Io sono emozionata di essere su questo palco con voi, gli amici di Confartigianato, di tutto questo mondo che ha sicuramente passato un periodo molto ma molto difficile. L'abbiamo passato tutti, è stato un momento che ha messo in crisi anche le nostre stesse vite, le nostre famiglie, le imprese. Eppure si vede da questi dati che la capacità di reazione dell'impresa e la capacità di reazione dell'impresa veneta e dell'impresa vicentina è come sempre straordinaria. Ed è straordinaria nonostante il contesto. Ed è straordinaria perché le vostre idee, i vostri progetti, le vostre aziende camminano sulle vostre gambe.
con la capacità di fare la vera impresa, la capacità di innovare se stessi, di guardare sempre al futuro e di tenere sempre duro con grande grinta. E dico nonostante perché vedendo prima dei dati, nonostante il sistema degli appalti, la giustizia che ci mette in ranking al 27° posto e vivete, sopravvivete e siete forti nonostante tutto e nonostante la politica. E la bellezza dell'impresa è che l'impresa ci precede, adesso lo dico, l'impresa ci precede, la politica delle volte non riesce a stare il passo dell'impresa, perché voi ci vedete prima, avete una visione del futuro che fa fatica delle volte la politica a riceverla se non riceverla in ritardo. Ed era uno dei grandi motivi per i quali abbiamo sempre sostenuto il tema e le richieste sull'autonomia, sul regionalismo differenziato, e ancora al Presidente Zaia non possiamo che non dare più grande applauso, più grande abbraccio per la lotta che ha sempre fatto su questo tema. Perché l'autonomia differenziata permette alla Regione di rispondere anche con velocità e di rispondere con velocità a un territorio come quello nostro, che è vitale, che è ambizioso, che sa vedere e che ha bisogno semplicemente di una sola regola: lasciarvi fare. Grazie veramente a voi tutti, grazie ancora Presidente. Grazie Ministro per le tue Stefani. parole. Grazie Presidente. Invito il professor Palù, Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, dell'AIFA, a raggiungerci. Benvenuto Presidente, che è stata una giornata quasi interamente veneta. Si accomodi. Ci hanno messo anche i nomi perché questo è il mio e quindi inevitabilmente c'è anche il microfono qui. Confidavano nella nostra intelligenza che fossimo particolarmente svegli. Hanno fatto bene. Siamo a distanza di sicurezza? Sicuro. Sì? Bene. Potenti mezzi di Confartigianato ne hanno un fottio visto di... Dottor Palù, i dati di oggi vedono un leggero incremento, cosa che magari non succedeva in queste dimensioni da oltre 2 mesi. Dobbiamo preoccuparci visto che arriva anche la stagione più fredda o possiamo stare tranquilli come siamo stati relativamente tranquilli nelle ultime settimane? Ecco, prima di rispondere mi permetta di salutare il parterre, gli artigiani, i soci, il Presidente, il mio amico il Direttore Franco Giacomin, le autorità, Ministro, Governatore, Assessore. Grazie all'invito, ci tengo a dire che sono veneto, sono orgoglioso di essere veneto, amo questa terra per tradizione e anche per la storia della mia famiglia che si vede riflessa in quello che ho sentito dire dal Presidente Anche Caviano. noi siamo orgogliosi che un Veneto abbia un ruolo così importante in una fase così delicata, storicamente indimenticabile come questa. Cerco di fare il meglio, ringrazio anche chi mi ha supportato in questo, è lì seduto, e quindi spero di non deludere le aspettative e di fare qualcosa per la mia terra soprattutto. Allora, venendo alla domanda che mi pone, se guardiamo i numeri sono stabili da 6-7 settimane. Eravamo scesi sotto i 30 casi incidenti per 100.000 abitanti per settimana, adesso siamo leggermente risaliti a 32. L'R con T che ormai tutti sanno che cos'è, no? Quindi è il numero di basi di replicazione del virus in condizione di pandemia già inoltrata, quando ci sono già messe in campo le difese, cioè l'immunizzazione. Non è l'R con 0 che è all'inizio, quindi volgarmente si può tradurre nell'indice di contagiosità, quanto una persona infettata dal virus nel periodo in cui alberga l'infezione infetta altri contatti. Quindi ecco, questo è stabile al di sotto dell'1, ma diciamo era sceso a 0,80, adesso è salito a 0,83, 0,84.
sono piccole variazioni. La cosa importante però è quello, è qua un po' col pragmatismo e razionalismo neopositivista degli anglosassoni, quello che conta cos'è? Lo diceva stamattina il governatore, beh, conta quanto è affollato, la resilienza, usiamo il termine latino, la capacità di reagire del sistema sanitario, quindi quanto affollati sono le rianimazioni, e queste sono al ribasso, e questo è rassicurante. e le aree, e quindi quanto è impegnato il sistema sanitario nazionale. Quindi direi, ecco, cosa sta succedendo nel resto dell'Europa, perché la pandemia è un problema globale proprio per definizione. Lei conosce molto bene la Gran Bretagna, la situazione della Gran Bretagna fino a quanto... Allora, anche la Germania sta sorprende? crescendo, sono tutti in discesa, Portogallo, Spagna, anche la Francia, Germania in lieve ripresa, l'Austria, ma l'Inghilterra in particolare, ma 40-50 mila casi al giorno, però guardiamo bene la realtà. Boris Johnson dice ma noi non abbiamo aumenti significativi di letalità e di ricoveri ospedalieri, quindi teniamo. Però ci sono almeno 3 fattori che giustificano questo andamento nel Regno Unito. Il fatto che hanno ritardato la seconda dose, 1. 2, che hanno posposto la vaccinazione degli adolescenti, e 3, che a metà luglio hanno aperto a tutti. Quindi diciamo c'è un quarto fattore, che hanno vaccinato meno di noi. E che abbiano vaccinato in molti con AstraZeneca può avere un'incidenza? Ecco, se vogliamo entrare nel dettaglio, effettivamente un vaccino che è meno efficace, una protezione del 70%, che fortunatamente saliva a distanza di 3 o 4 settimane all'80%, perché un vettore virale cosa fa? Diversamente dall'mRNA che si consuma nel giro di poche ore all'interno della cellula, rimane per almeno 2 o 3 settimane e quindi esprime ancora antigene. Ecco perché aumenta di poco l'immunità. Si è visto anche che l'immunità cellulare, cioè i nostri linfociti, reagiscono di più se stimolati con un virus, quindi con l'adenovirus in questo caso, ma nel complesso, ecco, quello che si è visto è che anche con Johnson & Johnson, che è pure un vettore adenovirale, l'immunità svanisce e partendo da un livello più basso, 70% di protezione dall'infezione, ovviamente cala la protezione nei confronti della malattia e della malattia grave. Recentemente lei ha detto che è meglio non parlare più di immunità di gregge. Devo dire che sul tema dell'immunità di gregge un po' di disorientamento ce l'abbiamo avuto, perché prima sembrava essere raggiunta una volta superato il 60%, poi le percentuali sono andate via via crescendo. Tant'è che questa mattina quel vertice importante che è avvenuto a Venezia, il direttore della prevenzione del Ministero Gianni Rezza ha detto ne parliamo dopo il 90% di vaccinati. Quando abbiamo raggiunto il 90% ci dite o tutti o nessuno? Allora, per spiegare a chi non si occupa di medicina che cos'è l'immunità di gregge, è la possibilità che vaccinando una certa quota della popolazione preservo dall'infezione anche i non vaccinati. Da cosa dipende questa immunità di gregge o di comunità o di popolazione? Dipende, 1, dall'R con 0, cioè dalla trasmissibilità del virus all'esordio della pandemia. Quindi, e poi c'è una formuletta che permette di calcolare, noi sappiamo benissimo che con un R con 0 che aveva il prototipo di Wuhan, il virus cinese, perché è originato là, è un virus cinese, che era intorno a 2,5, cioè una persona infettava 2,5, bisognava, per proteggere anche i non vaccinati, vaccinare il 70% della popolazione. Ora, diciamo che con le variazioni che si sono succedute nel genoma virale, oggi la variante Delta, che è dominante in tutto il mondo, ha un R con 0, se la calcolassimo, ha un esordio, che è un indice di contagiosità, che è vicino a quello della varicella, che è intorno a 6. Quindi aumenta il numero, la percentuale di popolazione che noi dovremo vaccinare. Quindi la immunità di gregge o la protezione ai non vaccinati dipende dalla contagiosità del virus e dall'efficacia del vaccino. E chiaramente se ho un vaccino molto efficace al 95% come sono gli mRNA, ovviamente io posso raggiungere questo livello. Perché non è più
diciamo, aderente parlare di immunità di gregge. Ne parlavamo quando la popolazione viveva in isole separate nel pianeta. Quindi ricordiamoci che nel secolo scorso eravamo 4 miliardi, siamo vicini agli 8 miliardi di popolazione. Non c'è angolo della Terra che non sia stata raggiunta dal virus. Neanche l'Antartide, le comunità scientifiche che vivono là, qualcuno si è infettato. Quindi parlare di immunità di gregge forse è un termine ormai superato. Dovremmo parlare proprio di protezione dalla malattia, anche perché, diciamo, non ci sono più confini tra le nazioni. E poi l'infezione è partita in maniera asincrona. Quindi quello che noi abbiamo ottenuto con i vaccini, lo ricordo, nel 77 è sparito, eradicato il vaiolo, ultimo caso in Somalia, e nel 2004, ricordiamolo, anche un morbillivirus, quello della peste bovina, con i vaccini. Quindi, però, oggi non siamo nella possibilità di eradicare con il vaccino l'infezione. Ne abbiamo eradicate 2 malattie, ne abbiamo tenute a bada o quasi eradicate altre 3, la poliomelite, il morbillo, la rosolia, ma non ci siamo ancora riusciti. E come riusciremo a eradicare? E quindi l'immunità di gregge applicata al concetto di eradicazione è impossibile con un mondo ne abbiamo vaccinati quasi 3 miliardi, ma ne sono ancora più di 4 che non si sono vaccinati. Nell'Africa pochi milioni, abbiamo 1,5 miliardi di popolazione. Quindi ecco perché bisogna che questo concetto lo applichiamo più dal punto di vista sanitario alla protezione nei confronti della malattia, più che a proteggere le persone non vaccinate. Sai che ho l'impressione che nei giornali di domani troverà e troveremo il titolo che la terza dose è uno scenario verosimile, l'ha detto quest'oggi Brusaferro. È verosimile o è convinto del tutto che ci dovremmo sottoporre tutti alla terza dose, Grosso Padula? Guardi, lo dico anche con un po' di orgoglio personale. 3 mesi fa l'ho portato io in CTS questo problema, perché i dati, i lavori internazionali erano così chiari che una terza dose era importante per stimolare da 8 a 10 volte di più l'immunità del soggetto vaccinato, che allora, ecco, lo sostenevo soprattutto perché l'evidenza era che i trapiantati, gli immunodepressi per cause iatrogeniche o trapianti o tumori o chemioterapia antitumorale o immunodepressione per patologie autoimmuni, quindi, oppure quelli per patologia genetica andavano vaccinati con una dose aggiuntiva perché non rispondevano praticamente neanche alla seconda dose. Ecco, quindi quando parliamo di terza dose per questa popolazione parliamo di un vaccino che viene somministrato a distanza di 4 settimane dal completamento del ciclo vaccinale. Se le dosi sono 2, a distanza di 4 settimane. Ma la terza dose si applica anche per quella dose di potenziamento che abbiamo, diciamo, approvato. La circolare di Rezza sono state 2, una al 10 ottobre, mi pare l'ultima, e anche questa è conseguenza, prima di un parere, il CTS nazionale è un organo di consulenza della politica del decisore, ma poi ci sono decisioni che impattano anche sull'aspetto regolatorio. Ecco che è intervenuta anche l'AIFA, siamo intervenuti in giornata con Consiglio di amministrazione urgente, perché nel bugiardino sia di Pfizer, Moderna, che di Pfizer, BioNTech che di Moderna, c'è scritto che gli studi sono stati validati con 2 dosi. Quindi facendo una terza somministrazione, ovviamente cambiamo anche quelle che sono gli aspetti regolativi del farmaco. Quindi la terza dose l'abbiamo già attivata dai 60 anni in su alle persone esposte, ai sanitari, alle case di ricovero, e devo dire che dai 60, perché dai 60? Perché in questa stagione c'è una maggior diffusione dei virus respiratori come il coronavirus, ma anche l'influenza, i paramyxovirus, il virus respiratorio sinciziale, e quindi si può associare anche alla vaccinazione contro l'influenza stagionale. Quindi quello che penso, è, per venire alla sua domanda, se la estenderemo anche in basso, quasi sicuramente sì, ce lo dice la storia della vaccinazione, la vaccinologia. Se ricordiamo bene, noi vacciniamo i bambini per i vaccini obbligatori, polio,
antitetano, difterite, eccetera, con il priming al tempo zero, facciamo il richiamo a 1 mese e il booster, la terza dose, la facciamo a 6 mesi. Quindi il sistema immunitario umano è fatto per avere 3 dosi e per rispondere in maniera ottimale alla terza dose. Quindi gli studi che hanno fatto le aziende farmaceutiche, che sono stati validati sia dalla FDA che dalla EMA, ci mostrano che una terza dose con un vaccino, ricordiamolo, questo vaccino è fabbricato su un virus che circola da più di 2 anni ed è ancora efficace, non più al 95% dell'infezione, al 70% in Italia, al 45% in Israele, al 50% in Gran Bretagna dell'infezione, ma al 90% da proteggersi da malattia grave. Ed è un virus che è mutato. Quindi ricordiamoci che l'influenza dobbiamo fare il vaccino ogni anno e che ancora quando lo allestiamo sull'influenza che è stagionale nell'emisfero australe e arriva da noi d'inverno, diciamo che abbiamo probabilità perché quel virus muta di più di questo. Quindi ecco, la terza dose io penso che la dovremmo fare tutti, con gradualità e calcolando quelle che sono le persone più esposte al rischio. Sì. Intuisco dalle sue parole che non è escluso che ci dovremmo adattare a farla ogni anno sostanzialmente. Insomma. Ma questo sarà da vedere. Ecco, ricordiamo che i coronavirus sono un po' diversi dai virus influenzali, sono molto simili per trasmissione, ma noi abbiamo l'esperienza dagli anni 60 del secolo scorso che l'immunità è più duratura, cioè chi si infettava con un beta o un alfa coronavirus del raffreddore, dopo 2 anni o 3 anni i volontari facevano un challenge, cioè si inoculavano quello stesso virus e resistevano all'infezione. Quindi anche qui abbiamo un esempio di un virus che pur mutando, è una variante, non è sinonimo di preoccupazione o di allerta, è una conseguenza di un virus che per non estinguersi uccidendo l'ospite, tende a sopravvivere e adattarsi di più all'ospite naturale. Sottoscriverebbe la dichiarazione che ha rilasciato ieri il professor Locatelli, il coordinatore del CTS, che questo vaccino è il più sicuro di quelli che abbiamo a disposizione in questo momento? E non riferite soltanto al tema Per dire Covid. che il più sicuro, io credo che sia opportuno, ecco, quindi ricordiamo le fasi. Abbiamo allestito un vaccino in 7 giorni. Sperimentato all'NIH nel primo mese dopo la pubblicazione della sequenza del genoma. L'abbiamo validato in 8-9 mesi, che è un percorso accelerato, senza saltare nessuna fase. Ma abbiamo visto, ecco, in itinere, che per esempio i vaccini a vettore adenovirale provocavano in 1 su 100.000, un caso su 100.000, quelle trombosi, soprattutto nel sesso femminile, del distretto intestinale, del seno venoso centrale del cervello, quindi trombosi molto gravi, che non potevano essere, diciamo, visti questi effetti indesiderati in studi di fase 3 che occupano 15-20.000 persone. Quindi, ecco, io direi sicuramente ha un indice di sicurezza e di efficacia, io direi. Come il virus del morbillo, della paratite, il 95% è un record di efficacia. Quindi gli mRNA hanno un record assoluto. Sulla sicurezza direi che li abbiamo visti anche nei bambini, adesso dai 5 agli 11, sicurissimi, però aspettiamo per dirlo, ecco, perché abbiamo prove di vaccini che usiamo ormai da 20 anni e devo dire, il vaiolo l'abbiamo smesso, ma l'abbiamo studiato dal 1800, 1700. Si pensi che Napoleone ha vaccinato tutte le sue truppe prima della missione in Russia e ha dato la Legion d'onore a Jenner, quindi era un vaccino sicuro, anche se dava qualche reazione. A proposito di bambini 5-11 anni, mi pare che proprio oggi Fauci parli che per gli americani dovrebbe cominciare, per i bambini americani, intorno alla metà di novembre. Ma veniamo al Green Pass. Come ha sentito prima il Presidente Cavion, ha detto che gli imprenditori, gli artigiani, coloro che danno lavoro si assumono una responsabilità e un onere che insomma non sarebbe naturale ed è pesante, oggettivamente impegnativo. Controllare il Green Pass, controllare se in alternativa c'è il tampone. Ecco, lei ritiene che l'obbligo del Green Pass possa e in che percentuale andare oltre
il 31 dicembre? Guardi, il Presidente Caviò mi ha fatto anche una domanda che non voglio eludere. Mi ha chiesto come dovremo convivere con questo virus o qual è la prospettiva. Quindi magari nel contesto della sua domanda io metterei anche questo. Ecco, abbiamo, devo dire, questo è un primato dell'Italia, assieme al Portogallo e alla Spagna, di una copertura vaccinale tra le più alte. E devo dire, ecco, prima il dottor Quintavalle parlava del tassi di mortalità. Mortalità si intende da tutte le cause, mentre la letalità è solo relativa a quello affetto da quella determinata patologia, in questo caso il Covid-19. Beh, devo dire che l'Italia si colloca molto bene anche nell'ultimo periodo sui dati di mortalità. Siamo a 33 su 1 milione di abitanti, quindi molto meglio anche della Germania e del Regno Unito e di altre nazioni evolute, degli Stati Uniti, quindi mortalità per tutti. Ricordiamola che è aumentata la mortalità non solo da Covid, ma anche perché il Covid ha occupato il sistema sanitario, si sono ritardate le risonanze, gli screening, gli interventi urgenti, i pazienti oncologici, eccetera. Il Green Pass, devo dire, è stata una misura che da un punto di vista molto pratica, ecco, direi quasi britannica. Cosa vuol dire Green Pass? In Olanda non lo usano, neanche in Germania, però ti chiedono il certificato vaccinale. È la stessa cosa che hanno chiesto a me quando sono andato per la prima volta a lavorare in America. Quindi chiamiamolo Green Pass. Certo, è stato uno stratagemma, un escamotage, ma lo usano anche altri paesi evoluti. La Gran Bretagna lo chiede il certificato vaccinale per frequentare la scuola. In Australia addirittura hanno utilizzato, diciamo, il fiscal leverage, cioè a chi vaccinava diminuivano le tasse in ambito familiare. Quindi per noi invece è stata una misura che, guarda caso, si è riflessa immediatamente sui più giovani, perché gli adolescenti, i giovani, per poter essere liberi si sono vaccinati tutti. Oggi invece vediamo un numero elevato di tamponi, perché ovviamente c'è ancora qualcuno che non si vaccina e c'è questa resistenza. Quindi il Green Pass ha servito a dare un'accelerazione. È una misura di salvaguardia sociale, di cautela per se stessi e soprattutto per gli altri. È stata una specie di escamotage, diciamolo, ma è servito. E quindi l'alternativa qual è? Ma lei la era vaccinazione. più favorevole al Green Pass o all'obbligatorietà del vaccino? Ecco, sono due soluzioni. Allora, La sua, il beh, suo guardi, suggerimento? io francamente direi che quando mi citano i numeri delle forze armate, 33% non vaccinati, forse sono vecchi di 2 settimane, 22% la Polizia di Stato, 10% l'Arma dei Carabinieri. Allora mi chiedo, è giusto questo? Ecco, dal punto di vista, le posso dire, bioetico, l'obbligo vaccinale è recepito da tutti i comitati di bioetica del mondo, perché i principi che regolano questi sono il principio di responsabilità, di giustizia e di beneficenza. E per tutti e tre questi principi, ma anche per la nostra Costituzione, il tanto citato articolo 32, ma c'è l'articolo 2 che parla tra i primi articoli fondamentali, che dice che a salvaguardia dei diritti che sono, diciamo, ineludibili della persona, quindi la libertà anche di rifiutare le cure, però salvaguardiamo quelli che sono i principali diritti, che sono sì, la diciamo, solidarietà sociale e politica e quindi, ed economica, quindi quello che è toccato anche qui dentro. Quindi voglio dire, il diritto degli altri e della comunità viene prima del diritto individuale. Quindi Green Pass anche dopo il 31 dicembre? Quindi, o se no diamo il certificato vaccinale. Ecco, vabbè, insomma, cambiamo il nome, la sostanza è la stessa. Beh, forse una lieve ipocrisia in meno, ecco, ma è la stessa cosa, la sostanza è quella. Quindi guardiamo i fatti. Il Green Pass è servito e ci stanno imitando adesso gli inglesi, gli austriaci, i tedeschi, lo chiamano in maniera diversa, ma è pur sempre un Green Pass, un certificato. Sì, magari bisogna trovare una soluzione per cui non sia delegato all'imprenditore, all'artigiano, dover certificare
che uno ce l'abbia in tasca oppure no. Io mi sono ritrovato in molto di quello che ha detto il Presidente Cavillon, anche la differenza tra impresa pubblica e privata e pubblica amministrazione, come poi ha ripreso anche il dottor Quintavalle. Quindi ecco, guardiamo anche il nostro tessuto e a chi produce realmente ricchezza, che è questo territorio, queste regioni. Quindi sicuramente l'artigianato, ecco, io sono suggestionato anche dal senso delle parole, l'avevano anche i latini, nomina, numini, numina, erano tanti gli dei, andavano chiamati per nome, quindi artigiano, ars, quindi è l'attività creativa, e poi piccole imprese per grandi imprese. È pregnante questo termine perché raffigura l'imprendere, che vuol dire il cogliere. Noi abbiamo assimilato a impresa quel valore epico, no? Perché ci ricordiamo l'impresa di Fiume, l'impresa omerica, l'impresa di Ulisse, l'impresa di Dante, l'impresa dell'Orlando furioso, no? Ma l'impresa è proprio il cogliere un disegno che si è fatto di grande portata. Quindi ecco, io ho appreso dal mio amico Franco Giacomin che il 90% delle attività è svolto in questo ambito in Italia, e ho visto i dati e come sono proiettati, quindi capisco benissimo quella che è l'urgenza per uno. Io dico, vengo da una famiglia di imprenditori, mio fratello mi chiede ma cosa faccio? Io gli pago, io il tampone, purtroppo ho gente che non riesco a convincere, ecco, e qui forse chiamerei in gioco di più lo Stato, perché la comunicazione, essere univoci anche nel senso e nel significato delle parole, delle allerte, perché altrimenti se lasciamo a internet o lasciamo ai social media comunicare, ecco, troveremo sempre questa dissonanza cognitiva che è nei Novax, che è quel principio, ecco, in cui preferiscono riconoscersi in omettere di fare un fatto che non impegnarsi a farlo, quindi meglio il rimpianto che l'omissione per non aver fatto il vaccino, oppure preferisco aver ragione, che è quel, diciamo, pregiudizio di conferma che uno trova ragione in 1000 fogli che dicono ma i vaccini fanno male. La rapidità con cui si è arrivato al vaccino è straordinaria. In termini di terapia, cioè di nuovi farmaci, si sta andando alla stessa velocità? Sì, si va un po' meno veloci, ma per un motivo molto semplice, perché qui ricordo che l'uso emergenziale dato dall'FDA e invece l'uso sub condizione che dà l'EMA, perché quei farmaci si mette di più? Perché qua avevamo già dei vaccini preparati e già screenati sull'animale contro la SARS e contro la MERS. Quindi avevamo dei farmaci, ma un farmaco richiede qualche prova in più di genotossicità per vedere che non sia tumorale. Quello che sta uscendo adesso, il molnupiravir, viene screenato prima sui batteri, poi sugli animali di piccola taglia, poi di grande taglia, quindi ci vuole qualche mese in più. Ma credo che a fine anno, all'inizio di gennaio, l'EMA validerà almeno 3 nuovi farmaci, 2 antivirali nucleosidici e un antiproteasico, somministrabili questi 3 per via orale, quindi adattabili alle cure domiciliari. Quindi avremo anche farmaci e questi saranno specifici, disegnati su questo virus. Prima di lasciarla chiedo un'ultima battuta. Senza vaccino, oggi, cosa saremo? Ecco, allora arrivo qui. Conviveremo meno bene. Il vaccino, qualcuno ha detto ma il vaccino forza la selezione naturale. Non è vero niente, il vaccino blocca la trasmissione. La selezione, o meglio la mutazione, avviene tanto più il virus replica. Quindi se noi lo costringiamo col vaccino a non diffondersi, lo rendiamo più endemico. Ecco, quindi dico, Presidente Cavillon, vivremo con questo virus sicuramente. Se è originato da un pipistrello, come sembra, per il 98%, ma sicuramente ha avuto qualche passaggio in un laboratorio, perché oggi, come vede anche l'OMS e molti ricercatori, ci siamo rivolti anche noi all'opinione pubblica, al New York Times, alle Figaro, all'OMS stesso, perché crei una task force e convinca il governo cinese a dirci la verità sul virus. Quindi sapere l'origine è importante, però quello che sappiamo è il fatto che questo virus ha una letalità molto più bassa, non è Ebola,
che aveva il 90%, poi il 60% con le cure, ma non è neanche Nipah o Endra, che sono i paramyxovirus che si sono trasmessi dal pipistrello all'uomo con una mortalità, una letalità del 60%, non è anche H5N1 o H7N9 con una letalità del 60 o del 30% come l'influenza, e non è neanche la MERS, un beta coronavirus con una letalità del 36%. Quindi questo virus ha una letalità stimata, quando si è misurata la circolazione della popolazione, dello 0,2%. Quindi è un virus che rimarrà con noi. Allora, rimarrà con una vaccinazione che faremo ogni anno? Io penso che questa vaccinazione ci proteggerà ancora più a lungo del vaccino dell'influenza. Quindi gli altri coronavirus che conosciamo, ne conosciamo 4 nell'uomo, sono tutti zoonotici, o dal pipistrello o dai roditori. Perché? Perché sono mammiferi. Il pipistrello non è un uccello. Si vola, ma è un mammifero, il suo genoma è molto simile al nostro genoma, quindi un virus può passare. Ecco, come passa? Gli altri sono passati con ospite intermedio, questo ancora non lo sappiamo, però sicuramente abbiamo imparato, abbiamo i mezzi per renderlo meno trasmissibile, l'immunità è più duratura che nei confronti dell'influenza, quindi io penso che diventerà endemico. Cosa vuol dire endemico? Che persiste nella popolazione. E ne vedremo gli effetti, io penso, in maniera meno virulenta. Quindi sono 3 le funzioni di un virus: dare la malattia, infettare, quindi essere contagioso, e riuscire a scappare al sistema immunitario. Io sono convinto, e l'abbiamo visto nella variante Delta, perché ne avevamo di più virulente, come la beta, e di più immunoevasive, che un virus non può attuare tutte e 3 le strategie. Perché si diventa più virulento, perde incapacità di immunoevadere, così. Quindi direi rimarrà con noi, ecco, e qua è giusto che lo Stato aiuti soprattutto l'impresa e chi fa ricchezza e chi come voi crea ricchezza e opportunità, quindi l'impresa ha questa grande creatività e questo grande progetto che vediamo qui riflesso, ecco, quindi in questo caso non può l'imprenditore farsi anche il controllore dell'infezione, oppure dare gratuitamente per sempre il tampone a chi non si vuole vaccinare. Grazie professor Palù, grazie per quanto ci ha detto e soprattutto per quanto ha fatto in questi mesi, motivo di orgoglio degli italiani e dei veneti in modo particolare. Grazie professore. Accompagno e invito Presidente della Regione Veneto Luca Zaia a raggiungerci. Buongiorno Presidente. Sì, buonasera. Oh, buonasera. Beh, va bene, adesso non guardare tutto. Penso che Tu hai mangiato un po', io no, sono più stanco. perdere la tramontana in un paio d'ore è grave. Sì? Come un paio d'ore? Buonasera a tutti. Non mi sono mica svegliato alle 5 di oggi pomeriggio, stamattina. Mi Sono prima. veneto, lavoro. Peraltro potevi fare anche giunta, perché vedo che c'è l'assessore Donazzan, C'è l'assessore Lanzarini, l'assessore Donazzan, c'è il Ciambetti, presidente vedo del Consiglio. consiglieri, ho incontrato Sì, Finco, ho visto. Poi chi c'è? Giacomin, che era il mio Poi ho visto Giacomino e poi c'è Giacomo Possamai. Vabbè, Cecchetto. Poi hanno fatto se tutta volete la lista. fermarvi dopo. Dai, che la gente ha tutto fame e deve completo. andare a casa. Mamma mia. Guardavo un paio di giorni fa in TV al mattino, mi sveglio presto, ho visto Agorà, e nella ricerca fatta da Masia, lei risultava, dopo Draghi, come sempre, quello che riceve la maggior percentuale di fiducia tra i leader, 44%, e davanti a Meloni, Bonaccini, Conte, 13 punti più di Salvini e Letta. Pensa che tutta questa fiducia le derivi dall'aver gestito con i suoi collaboratori così bene l'emergenza Covid? Io ringrazio il Presidente per l'invito innanzitutto e ovviamente tutti i membri di Confartigianato, il direttore.
Sì, Francesco Giacomini, che fra l'altro anche lui della sinistra piave come me, professor Palù. Ricordiamo. Mamma mia, No, vabbè, che a insomma, Vicenza qua, Presidente. appunto. Appunto, E al di là di queste battute, le faccio per stemperare, perché dopo un'ora e mezza, un'ora e 45, anche più esperti di psicologia dicono questi ne hanno già le scatole piene. sì, è vero. E allora facciamo veloci. Io penso, intanto ringrazio per questo consenso che mi arriva dai sondaggi, ma il mio professore di statistica poi diceva sempre all'università, attenzione che la teoria è sempre quella del pollo, no? C'è chi ne mangia 10, chi non lo vede mai, ma la media è che magari tutti gli italiani mangiano un pollo e mezzo all'anno. Per dire che le statistiche lasciano sempre il tempo che trovano. Oggettivamente il grado, diciamo, di confidenza nei miei confronti di quello dell'amministrazione era assolutamente elevato anche prima del Covid. Sicuramente il Covid ci ha aiutato a comunicare e a farci conoscere di più, perché ad esempio vedere la mia squadra operativa fin dal primo giorno e prendere sul serio questa vicenda, penso che abbia anche qualificato la qualità del nostro lavoro. Vorrei ricordare adesso, senza star qui ad accusare nessuno, però quando io feci la famosa ordinanza di Vo e ci ritrovammo i militari diciamo, a circoscrivere e quindi a controllare gli accessi a Vo, piuttosto che nelle stesse ore facevo l'ordinanza di chiusura di scuole, chiese, teatri, e il Carnevale di Venezia mai chiuso da un'ordinanza, io mi ricordo i giorni successivi non molti avevano capito o capirono il senso di quelle ordinanze, ma come anche quello di fare tutti i tamponi a Vo. Io decisi di fare i tamponi a Vo quella sera e devo anche dire che gli stessi miei tecnici mi dicevano ma è una roba impossibile, cioè 3.500 cittadini di Vo equivalevano per noi, adesso il professor Palù sarà molto più preciso e preparato di me, forse ai tamponi che facevamo in 6 mesi in Regione del Veneto, cioè è cambiato il mondo, quindi abbiamo cercato di fare quello che dovevamo fare, il nostro dovere, a prescindere dai sondaggi, perché il senso del discorso che ho fatto è questo: se oggi ce li abbiamo alti, quei giorni ce li avevamo veramente messi male, se pensavamo ai sondaggi non facevamo nulla. Uno dei temi che più volte su cui si è soffermato il Presidente Gavino è quello del capitale umano. Sempre di più manca non solo i manager, le prime linee, ma manca la manodopera specializzata. Ecco, su questo la Regione assume un impegno accanto agli imprenditori, agli artigiani molto particolare, perché sarà un problema non solo di carattere demografico, anche di scelte formative. Intanto ricordiamo che noi abbiamo 20.000 ragazzi che sono sostenuti dalla formazione e quindi dalla Regione del Veneto, che sono ragazzi che hanno un loro percorso e assolvono l'obbligo formativo facendo formazione professionale, il che vuol dire che imparano un mestiere. Il Presidente prima parlava del metodo del duale, ma ha parlato anche tanto di apprendistato. Io condivido quella visione, no? Forse c'è anche un retaggio culturale del quale dovremmo parlare, no? Perché qualcuno dice, ma a volte mi capita, vado alle assemblee, trovo incontro imprenditori e nel giro di tavolo ne viene fuori, ma qua più nessuno vuol fare l'elettricista piuttosto che a qualche altra attività, insomma, artigianale o manuale. Poi io faccio sempre la solita domanda a questi imprenditori che me lo dicono. Io ho detto, ma chi dei vostri figli sta frequentando un corso di formazione professionale? Chi dei vostri figli sta andando in un istituto tecnico? E la stragrande maggioranza rispondono sì, fa il classico, fa lo scientifico, pensa a altre robe. Quindi noi dobbiamo pensare anche di rinobilitare quello che è il lavoro manuale, perché non è, cioè io mi ricordo che quando mi sono iscritto alle scuole superiori c'era da compilare un modulo e tra le tante cose chiedevano la professione del genitore. Io non ho mai capito per quale motivo in quegli anni chiedevano la professione, cioè scrivere artigiano c'era un po' da vergognarsi oggettivamente, no? Perché comunque il riscatto sociale per i veneti era essere figlio di un insegnante, figlio di qualcuno che parlava bene l'italiano, figlio del medico del paese, insomma non me ne voglia nessuno, ma era così. Io ho 54 anni a marzo e in quegli anni, quando avevo 12-13 anni, funzionava così. C'erano delle istituzioni sociali riconosciute e poi c'era il resto del mondo che era rappresentato dal popolo.
Quindi io penso che un po' di guerrettaggio ancora ce lo portiamo dietro. Invece trovo ragazzi in gambissima che hanno saputo fare gli artigiani e oggi avere anche l'onore delle cronache, a differenza magari di qualcheduno che ha scelto delle carriere molto più classiche e sulla carta che dovrebbero essere più gratificanti e poi gratificazione tanta non ne hanno avuto. Dopo c'è un altro tema che vorrei dire, scusatemi, che è quello della fuga dei cervelli. Io vorrei essere chiaro, anche perché non dobbiamo continuare con l'ipocrisia. Allora, io penso che un'esperienza all'estero non è che lo puoi anche fare, è doverosa per i ragazzi, per i neolaureati, i ragazzi che comunque vogliono farsi un'esperienza. Direi quasi che il Paese dovrebbe prevedere proprio dei programmi di formazione all'estero, ma in maniera molto più tonica, non limitarci all'Erasmus. Parlo ad esempio dei nostri medici. C'è medici che si laureano, avere un programma di formazione anche all'estero, garantendo loro poi il ritorno con delle assunzioni e con delle remunerazioni degne di questo nome. Però è pur vero che noi dobbiamo anche non cavalcare in continuazione, diciamo, quella che ormai sta diventando un'agenda metropolitana, che è sufficiente prendere un aereo per far fortuna. Io l'ho chiesto in più occasioni all'università di avviare anche un sondaggio rispetto ai neolaureati e capire poi che occupazioni avranno, perché poi le storie che tornano di ritorno a noi non sono proprio tutte quelle di una fortuna senza se e senza ma. Ricordo che ho letto, forse un anno, no, era già durante il Covid, quindi 10-12 mesi fa, ho letto una bella intervista di un giovane medico che diceva: ma io sono negli Stati Uniti, faccio un bel mestiere, guadagno $350.000 all'anno, e poi con un po' di soddisfazione diceva: guardate, i miei colleghi che ho lasciato in Veneto, questo era un medico, penso avesse più o meno un poco più di una trentina d'anni, 30-35 anni, i miei colleghi medici che ho lasciato in Veneto fanno ancora la fame. Allora c'è una mezza verità. Da un lato che la remunerazione per un'istituzione così importante, spero l'abbia capita il Paese, che è quella del medico, insomma di chi si occupa della nostra salute, io ci aggiungerei anche di chi forma le nostre nuove generazioni, cioè degli insegnanti, ecco, le remunerazioni dovrebbero essere riviste. Puntare alla meritocrazia, accettare di essere contrattualizzati a fronte dei risultati, essere anche pagati, però insomma non dobbiamo negare che oggi è difficile ingaggiare un medico con gli stipendi che noi riusciamo a offrire. Però altrettanto... Se ne stanno accorgendo anche i cittadini, perché i medici di base, come lei Presidente sa, ce ne sono sempre meno. Sì, ci sono paesi che sono in drammatica difficoltà nel trovare un medico di base, ed è una situazione che in qualche modo mi auguro sarà affrontata. Probabilmente dovremmo importarli i medici più che farli andare all'estero. No, ma le dirò che i medici di base mancano perché è stata sbagliata la programmazione. Ah, certo. Non l'hanno sbagliata i cittadini, però. Prego? Non l'hanno sbagliato i cittadini. Ma neanche io, perché non mica detto che è me. stato ho detto che almeno assolviamo i cittadini. Ma no, sì, però è anche vero che quando questo dibattito era vivo, mai nessuno ha ascoltato questo dibattito, ce lo dobbiamo anche dire, perché non è che il cittadino può sempre tirarsi fuori quando c'è problema e dire che è sempre colpa governo ladro, perché sennò le robe non vanno avanti. Come quando si parla di burocrazia, ne parlano spesso gli artigiani, però la burocrazia fa sinonimo con democrazia, E quando si continua a coltivare, non dico che è colpa vostra, ma lo dico perché socialmente è un problema, ve lo dico da amministratore, quando tu continui a inculcare l'idea che comunque il tuo vicino di casa potrebbe fregarti notte e tempo, è inevitabile che si crei un sistema secondo il quale l'importante è che il mio vicino di casa non si arricchisca. Andate a vedere come sono scritte le norme, andate a vedere quante lobby intervengono nelle norme. Io ne conosco, posso fare un esempio: in agricoltura per imbottigliare il vino ci vogliono 56 provvedimenti amministrativi. Uno dice quello che lì è scritto è un deficiente, ma io lo sottoscrivo. La verità è che poi vai a vedere, c'è la lobby degli ambientalisti che fa una norma sulla distanza dei filari dal confine di casa, un'altra norma che prevede il sistema della lavorazione dei filari, un'altra norma che prevede la certificazione dei pali che ci sono, capite? Allora, vabbè, possiamo dire che gli agricoltori non hanno sensibilità ambientale? No, però comunque ognuno ci mette del suo. Io mi ricordo che ho fatto delle leggi da ministro, entrano fatte in maniera anglosassone, chi, come, cosa, quando, dove, perché, escono che ti ritrovi in a tre cani, perché in Parlamento ognuno ci infila dentro quello che gli interessa e gli serve. Volevo dire sui medici, finisco il racconto di quel medico, perché lo dico ai ragazzi soprattutto. Allora, l'idea passa che qua non ti pagano,
vai negli Stati Uniti, prendi un sacco di soldi. Qui abbiamo una sanità che è garantita a tutti. Lì il tuo datore di lavoro non è la regione del Veneto o un paese o un ente pubblico, ma è un privato che guadagna in virtù di quello che pagano i cittadini per farsi curare in quella clinica. Ma se tu non aggiungi questo pezzo nell'intervista, chi non sa ste robe o non le considera pensa veramente che lì ci sia l'Eldorado. Lo dico perché poi lì, ad esempio, non c'è un sistema di cura come quello che garantiamo noi. Cioè, ai veneti dico, siate orgogliosi di questo sistema, perché grazie a voi e grazie alle vostre tasse che noi riusciamo a acquistare mediamente 70 milioni di euro all'anno di attrezzature. Questa provincia, qui a Vicenza, avete avuto il primo CyberKnife, che è un robot che interviene chirurgicamente nella scatola cranica, cioè opera il cervello. Ecco, ce n'erano due al mondo, uno dei due era qui, è qui. Ci costa 230.000 euro al mese di leasing e ce lo paghiamo tutto con la trazione sanitaria da fuori regione. Cioè queste sono le innovazioni. Adesso stiamo acquistando una risonanza 7 Tesla, mediamente oggi una buona risonanza cos'ha? 3 Tesla, ecco. Io stavo dicendo 2 Tesla, 3 Tesla. Noi ne stiamo comprando una che 7 Tesla vuol dire che anche quelli che fanno gli scienziati per studiare cose che ancora non si studiano ci verranno a chiedere se possono vedere la macchina 7 Tesla. Ma noi curiamo i cittadini, la signora Maria che non ha bisogno di pagare. Questo è quello che stiamo facendo. Dovete essere orgogliosi di questa sanità. Siamo orgogliosi, tra l'altro la percentuale è salita dal 44 al 46 durante quest'ultima risposta. Zaia, cosa? La percentuale di fiducia nei leader è salita. Commentata? È salita adesso, è salita adesso. Grazie. Presidente Cavion, parlando del PNRR, ha fatto un appello, attenzione che la fretta non sia una brutta consigliera e vada ad escludere o a favorire le imprese di Stato, escludendo le piccole imprese e gli enti locali. Ecco, la Regione ha una progettualità per garantire di calare a terra queste risorse, sia per dare quindi lavoro alle imprese, sia perché l'impatto sulle imprese sia positivo. Il Presidente Cavion ha ragione. E voi mi conoscete, se non ha ragione glielo dico, cioè non sono fatto così. E penso che stia nella correttezza dei rapporti. E io ho la stessa preoccupazione. Tanto quando ho visto che il 40% del PNRR va al sud, ma non perché il sud non abbia diritto di avere il 40%, ma perché non mi risulta che ci sia tutta questa efficienza nella spesa pubblica al sud. Ma soprattutto mi chiedo, sono in grado di mettere a terra il 40% di quello che avranno? Guardate che è una grossa sfida, lo diceva prima il dottore che... Quintavalle, sì, grazie. Lo diceva prima, lo dimostrava, no? 527 gol, obiettivi, traguardi. Traguardi. Io penso che il vero rischio sia questo. Noi avremo come Veneto, si stima, 15 miliardi e 100 milioni di euro di PNRR, che poi una sigla migliore non potevamo metterla. E penso che noi riusciamo, ovviamente abbiamo delle proposte, vorremmo parlare molto di più di infrastrutture. Prima il Presidente diceva, ma ricordiamoci l'alta capacità, l'alta velocità, certo. Vorremmo anche parlare del fatto che comunque con le opere pubbliche riparte sempre l'economia, quindi poi dietro a un'opera pubblica c'è chi la progetta, chi ci fa le opere edili, le opere murarie, gli impianti termoidrico-sanitari, elettrici, insomma tutto quello che c'è un mondo che si muove dietro. Però devo dire che ad oggi non è dato a sapere, nel senso che, non lo sto dicendo polemicamente, lo sto dicendo managerialmente, sappiamo che ci sono 222 miliardi a disposizione, sappiamo che il 40% andrà al sud, quindi fate i conti da soli, 4 per 2 è 8, sono già quasi 90 miliardi che se ne vanno, e di questi ovviamente dovremo capire quali saranno i filoni di investimento. Se l'ottica è quella di pensare a dei sistemi di investimento che non si riesce a far atterrare sui territori, sarà un fallimento. Io non sto dicendo che sarà un fallimento, ci sarà il rischio che possa essere un fallimento. E questa è una grossa preoccupazione. Se a me avessero chiesto le 20, 30, 50 misure, opere da farsi subito,
io l'ho anche detto, noi abbiamo opere che siamo in grado di mettere in cantiere velocissimamente, senza tanti problemi. Però la regia è nazionale, e le regioni vengono sicuramente sentite, ma l'Europa dialoga direttamente con il governo italiano. Voglio ricordare rispetto all'Europa, perché sento sempre dire ma fondi comunitari, fondi di coesione, adesso ci sono, abbiamo deliberato il progetto per questo fondo regionale. Ricordo sempre che sono soldi nostri, gli fanno fare il giro del palo a Bruxelles e qualcuno anche ringrazia tanto perché arrivano sui territori. Sono soldi delle vostre tasse, anzi delle nostre tasse. Questo che sia chiaro, cioè noi non abbiamo delle gentili concessioni, abbiamo risorse che mandiamo e tornano indietro. Che sono i fondi di cui parlava, i fondi europei, su cui avete presentato il piano, costruiamo il nostro futuro verso il Veneto 2030. Non so se mi fai la domanda, ma rispondo. Non so. Sulla Pedemontana? No, sì, dopo sì, e come no? Vuoi rispondere prima della domanda? Siccome ti vedo distratto. No, ma come distratto? Sono assorbito da tante parole. Ma se sei già pronto con la Pedemontana puoi andare. No, infrastrutture. Ha parlato di Pedemontana, peraltro ricordando come ci vuole anche quella attenzione da parte dell'istituzione per garantire che chi fornisce le subforniture venga pagato puntualmente. Anche con la Pedemontana non sempre agli artigiani è andata benissimo, quindi è un invito che arrivava dal Presidente Cavion di prestare anche questo tipo di attenzione. Rispetto alla Pedemontana abbiamo sostanzialmente date certe sulla conclusione dei lavori. Quello che è un po' meno certo è che in questo momento se la stanno pagando i veneti, soprattutto chi un po' risiede lungo questo asse viario. Ecco, quando cambierà questo? Nessuno chiede la gratuità per chi è, per carità di Dio, però insomma neanche che se la paghino tutti quelli che abitano lì intorno, o no? Allora inizierei con l'inquadrare il problema. La Pedemontana non l'ho inventata io, nasce nelle carte della regione a inizio anni 90. L'attuale progetto, cioè il manufatto che vedete lì messo a terra, è di un progetto del 2002. La gara è del 2006, fanno la gara, scazzottano tra di loro, diciamola così, due aziende, vanno in tribunale e nel 2009 viene aggiudicata all'attuale raggruppamento di imprese, Assisi, insomma, che è lì. Nel 2011 iniziano i lavori, cominciamo a guardare il primo aspetto positivo. Nonostante le disgrazie, nonostante che io sia arrivato nel 2010 e ho ereditato un cadavere eccellente, non mi becco querele, state tranquilli, io li ho visti i conti di cosa stava accadendo. Avevamo 300 milioni di euro di espropriati da ristorare e avevamo i cinema pieni, no? E dicevano, sono tutti ambientalisti. Io ho detto, cominciamo con liquidare gli espropriati e vediamo quanti sono gli ambientalisti. Basta, svuotate le sale. Allora, il primo dato positivo, vi faccio notare che abbiamo fatto 94 km e mezzo di infrastruttura, più 68 km di strade complementari. Basta che andate nel Bassanese e vedete un'autostrada a fianco all'autostrada. Abbiamo realizzato l'opera più grande oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi e 258 milioni di opere in 10 anni, nonostante un fermo, nonostante un sacco di problemi, un closing finanziario che non arrivava più. Io penso che abbiamo perso mediamente, io sono convinto che 3 anni li abbiamo persi tutti in questi 10 anni. Quindi siamo stati non efficienti di più a fare un'infrastruttura complessa con gli espropri di mezzo. Fra l'altro vorrei farvi notare, lo dico perché siete tutti attenti all'economia dei territori, che i 300 milioni di euro di espropri sono 300 milioni che sono stati spalmati lungo l'asse a cittadini che hanno avuto una ferita, che hanno avuto un sacco di disagi, ma sono 300 milioni che sono stati letteralmente riversati nel territorio. Allora, questa è un'infrastruttura che viene data in concessione 39 anni, il nostro canone, nel nostro piano finanziario, il canone è l'unica infrastruttura in Italia dove, nonostante sia un project financing, il pedaggio viene incassato dalla regione. Quindi se non la utilizzate, io avrei piacere che utilizzasse tanto questa infrastruttura, ma è talmente efficiente che sarà così. Cosa accade? Accade che noi abbiamo un canone che si chiama canone di disponibilità di 150 milioni di euro all'anno.
Il break even dei 150 milioni significa fare 27.000 veicoli al giorno. Oggi ne facciamo 21.000, 22.000 con l'autostrada che non ha ancora 30 km. La completiamo entro fine anno, apro i 15 km da Montebelluna a Spresiano, verso la 27, quindi Treviso Nord, e i 15 km che arrivano a Montecchio. Cosa resta di incompiuta dal 1° di gennaio? I 2 innesti sulle 2 autostrade, A4 su Montecchio e A27 su Spresiano, che spero che si riescano a fare, ma non per colpa nostra, perché non ci hanno lasciato gestire il cantiere, ad esempio su quello su Montecchio, e in più avremmo almeno un anno di ritardo nei 6 km della galleria di Malo. Però questa infrastruttura già nel suo essere la vediamo percorribile, senza innesti, già da fine anno. Costi? È inutile che che qualcuno continui a fare fenomeno, andare a confrontare i costi di pedaggi della Pedemontana con quelli della 4. Perché è come se io confrontassi i costi... Facciamo con la Brebemi, che Sì, forse andiamo meglio. è come se io confrontassi i costi di una casa degli anni 50 con una casa clima appena realizzata. Cioè è una roba che non esiste. Noi dobbiamo ancora ammortizzarla. La 4 è iperammortizzata, o anche altre infrastrutture. È ovvio che noi puntiamo al fatto che qualora ci fossero, diciamo, i pedaggi e quindi ci fosse traffico, andiamo in abbattimento e con gli abbonamenti, tutto quello che accadrà. Fermo restando che stiamo parlando di 36 comuni attraversati e 14 caselli. Fermo restando, vorrei ricordarvi che i 68 km di opere di adduzione permettono non solo di avere inalterata la viabilità, comunque che c'è ancora. Se uno vuole farsi la schiavonesca marosticana per andare da Ponte della Priula a Bassano, non trova la strada chiusa. In più, anzi, troverà tutte le bretelle che può utilizzare gratuitamente, che comunque agevolano il traffico. Ovvio è che l'avete capito da subito, dal primo giorno per chi l'ha fatta, questa è un'infrastruttura che abbatte almeno di metà i tempi di percorrenza rispetto a quello che abbiamo in mente noi oggi. Allora, ci vuole anche un po' di pazienza, cioè io ho cercato di rimettere in piedi un cadavere eccellente, cioè questa infrastruttura aveva già grossissimi problemi. Una volta completata, insomma, dei pedaggi favorevoli a chi vi risiede intorno ci sarà. Spero di sì, no, se riusciamo a chiudere la partita. Anche qui siamo nell'unica regione in Italia, lo dico degli imprenditori, dove non si pagano tasse regionali. Noi non peschiamo dalle tasche dei veneti 1.179 milioni di euro all'anno. Cioè, io capisco che qua uno vuole autostrada gratis, non pagare tasse e poi altre robe. Io non ho la bacchetta magica, ragazzi, e nessun imprenditore ce l'ha la bacchetta Sa, magica. Presidente, che l'avevo sentita in questi anni parlare abbastanza poco di Valdastico e di Valsugana. Non so se... Non me l'hai chiesto? No, in questi anni ho detto, non oggi. In questi anni. Mi hai mai chiesto un'intervista su Valdastico? No, è vero, è vero. Questo posso dire che il Presidente ha ragione. A proposito di Valdastico, il Presidente Fugatti intende portare entro novembre, che è dopodomani, il piano urbanistico della Provincia Autonoma di Trento, inserendo per la prima volta il tracciato della 31, o quantomeno una fascia che non chiarisce ancora quale potrebbe essere lo sbocco, Rovereto o anche Trento. Su questa posizione, Presidente Fugatti, la Lega Trentina è bella compatta. Devo dire che gli altri, sia Forza Italia che il PD, non sono altrettanto compatti. Cosa succede in Trentino? Non ve lo so dire, io vi so dire che noi abbiamo fatto i compiti per casa già da un bel po'. Da noi il tracciato è deciso, ma arrivati al confine qualcuno deve dirsi da che parte va. Inoltre ricordo che questa... E lei che parte suggerirebbe? Ma io non vado a suggerire nulla, so che Fugatti adesso vuole andare su Rovereto, se non ricordo male. No? Io dico solo una cosa, che se non ricordo male, dammi una mano, mi ricordo che il prolungamento verso nord della Valdastico, che è strategico per noi, perché significa avere un nuovo valico in Veneto, che è una roba strategica. Se poi la connettete alla Pedemontana, capite che noi abbiamo un grande asse est-ovest, e poi abbiamo questo valico verso nord che quindi ci permette di mettere in sicurezza i territori, di risparmiare tempi e di rispettare l'ambiente. Questi sono i dati che nessuno può dirsi che non stiano, cioè, che non siano reali. Ecco, il vero tema qual è? Io mi ricordavo e mi ricordo che il prolungamento verso nord della Valdastico è condizione sine qua non per un prolungamento della concessione. No, saremo già fuori. Qualcuno vuol dirsi a che punto siamo?
punto di domanda. Siamo già in ritardo. Non lo so, perché pesante. ecco, vorrei capire questo, perché noi abbiamo sempre contato sul fatto che se non si prolunga viene messa in discussione la concessione. Se si prolunga non viene messa in discussione o c'è la proroga della concessione, da quel che ho capito. Quindi il Ministro delle Infrastrutture dovrà affrontare questo tema, che è un tema importante. Valsugana, ne parlate ogni tanto? Cioè, Valsugana c'è sempre stato un progetto, fra l'altro ne abbiamo discusso anche allora con il Ministro Del Rio, che allora era Ministro delle Infrastrutture, per riqualificarla e farne togliere tutti quelli che sono i punti neri, le strettoie o quant'altro. Noi avevamo chiesto allora 100 milioni di euro di finanziamento per intervenire su questi punti neri. Ecco, la Valsugana per noi resta ancora strategica rispetto a questo progetto di riqualificazione. Ovviamente è nella lista degli interventi e degli accordi con ANAS, bisogna riuscire a portare a casa soldi. Cioè, alcuni interventi sono stati finanziati, ma non quelli che ci servono. È tardi. È tardi, Autonomia, non possiamo non parlarne. Primo perché il Presidente Caviano ha detto che 4 anni fa hanno consegnato un documento a sostegno di quel referendum che venerdì ha compiuto 4 anni. Sono passati 4 anni dal referendum. Il tempo vola, o no? Sì, tempus fugit, lo scrivevano dappertutto nel 600. Però anche fugge... No, non è che sia cambiato moltissimo in 4 anni, e mi dispiace dirlo, magari che ancora qua l'ex ministro che si è occupata di autonomia Stefani. Sostanzialmente mi pare di aver capito in queste ore che la legge quadro sull'autonomia approderà alle Camere, è stata inserita tra i collegati della finanziaria, non è una grande novità, era stata inserita nel 2020, nel 2019 e nel 2018, senza che fosse accaduto in questi anni nulla. Non c'è neanche una data sulla firma dell'intesa tra Stato e Regione. Mi sembra che la Gelmini adesso rilanci sul fatto che 23 materie non ne parliamo, magari alcune, quelle che pesano meno dal punto di vista delle finanze sullo Stato. Se fosse un'autonomia a tappe con 4-5 materie, Zaia si siede al tavolo o no? Tanto io devo fare la trattativa e se faccio la trattativa non dico cosa ho in mente. Vabbè, ma per noi... No, vabbè, però purtroppo non c'è nulla di segreto e penso che siamo in una fase cruciale. Capisco chi guarda da fuori e giustamente anche il Presidente dice a fin fine sono passati 4 anni. Però come al solito guardiamo il rovescio della medaglia, che è quella parte positiva. Oggi in questo Paese, anche nell'agenda di governo, la discussione sull'autonomia è aperta. Questo grazie ai Veneti, grazie a voi che avete sostenuto il referendum, che sono andati a votare per il referendum, 2.273.000 Veneti. Vi ricordo che il Veneto negli ultimi 25 anni ha tentato 3 volte di fare il referendum. 2 volte ci è stato bocciato, cioè non ci hanno permesso di convocare i Veneti. La terza volta noi abbiamo difeso questa bocciatura davanti alla Corte Costituzionale e la Corte ha dato ragione a noi. Peraltro c'era il responsabile di quella sentenza, è stata la ministra Cartabia, perché allora era in Corte Costituzionale ancora. E me lo ricordava proprio sabato che è stata qui, mi ha detto, cioè, la famosa sentenza del referendum. Detto questo, il primo passo si è fatto, tutti quelli che dicevano che non saremmo mai riusciti a fare il referendum è stato fatto. Secondo passo, guardate che il referendum è la vera posizione strategica. Oggi noi non avremmo nessun potere contrattuale se non si fosse fatto celebrato il referendum. Vi ricordate che dibattito c'era? Il referendum è inutile, basta una delibera, tutte ste cretinate. La verità è che a Roma la forza che ho io ce l'ho semplicemente perché ho 2.273.000 veneti. Ovvio, abbiamo avuto in 4 anni 4 governi, Presidente. Cioè come figlio la tela di Penelope, no? Fai dis, fai dis, fai dis. 4 governi, 4 ministri. 4 ministri, il miglior ministro, il ministro dell'autonomia, che è il ministro Stefani. Fatele un applauso perché lei ha fatto tutto il lavoro. Devo dire che stiamo facendo un buon lavoro con il ministro Gelmini. Posso dire che non escludo che nel collegato alla finanziaria ci sia qualcosa sull'autonomia se facciamo l'accordo.
dico che noi confermiamo le 23 materie, Ma? posso dire che il governo ha 3 alternative, perché a questo punto ci sono 3 alternative. Può dire di no all'autonomia, è legittimo che lo dica, non nel rispetto della Costituzione, ma lo potrebbe dire, ma almeno sappiamo chi abbiamo di fronte. Potrebbe dire no 23, ma 5, 6, 7, 8, quello che è, o potrebbe dire no 23, ma partiamo con queste scrivendo che arriveremo alla fine a 23. Queste sono le 3 alternative che abbiamo. Ma guardate che la vera partita è la norma finanziaria, e questa ve la posso dire. È idea che se stabiliamo che la norma finanziaria sia una compartecipazione sulla fiscalità, cioè tu dai al Veneto per gestire delle competenze una compartecipazione sulla fiscalità, è ovvio, lo capite voi stessi, che la compartecipazione la facciamo sul gettito di oggi, perché se io devo dare al Veneto 100, guardo qual è il gettito di oggi e dico, beh, per avere 100 da sto gettito qua ci sarà questa percentuale. Ma una volta fissata la percentuale, se noi saremo bravi e aumenterà il gettito, vorrà dire che noi avremo più risorse, fatta salva la stabilità della percentuale. Qui si possono innescare dei meccanismi anche per coinvolgere i più scettici, mi fermo qui. E quindi stiamo lavorando anche su questo fronte. Fra l'altro avete una fortuna, avete una persona molto in gamba, che è il nostro punto di riferimento, che è il professor Andrea Giovanardi, che si occupa per conto mio della norma fiscale, assieme al professor Stevanato. Il professor Giovanardi, fra l'altro l'ho anche nominato presidente dell'osservatorio regionale, quindi è un'autorità. Anche alle Olimpiadi l'hai nominato, no? Giovanardi è nel CDA della Fondazione per le Olimpiadi. Non sono riuscito a portarla a Vicenza, l'ho portato a Vicentino alle Olimpiadi. Lo so. Neanche a Asiago le portate per altre Olimpiadi. Non ci siamo riusciti, se magari avessimo potuto. Vi ricordo che le Olimpiadi, cioè noi partivamo perdenti e siamo partiti con un sogno, una follia. Alla fine abbiamo portato a casa le Olimpiadi con un po' di tattica, insomma siamo riusciti a portarci a casa le Olimpiadi che stanno già pagando sul fronte degli investimenti e sul fronte della visibilità del Veneto. Va bene, grazie. Grazie a voi. Devo richiamare un attimo il Presidente Cavion. Finché arriva Cavion, se mai avesse potuto, che artigiano avrebbe voluto essere? Io dico, avrei fatto il falegname, come mio nonno, ad esempio. No, guarda, io invece ho pensato fin dall'inizio... Stia seduto, stia tranquillo. Ti alzi? Eccolo qua. No, ho pensato fin dall'inizio che se avessi fatto l'artigiano avrei fatto e avrei continuato l'attività di mio papà, che come dico io, meccanico, nasce meccanico, muore meccanico, nel senso che mio padre ancora c'ha le mani sporche di olio bruciato, insomma, di motori. Io ho lavorato in officina, pensate, la prima tuta, sapete, fra l'altro sapete che noi lo chiamiamo Tony. La mettiamo all'asta, ce l'ha ancora? No, lo chiamiamo Tony, non so se voi qua la chiamate Tony, no? La tuta. Io pensavo fosse un termine dialettale, invece cioè, è proprio un termine, andate a guardarlo su internet, cioè proprio in italiano, perché poi insomma, c'era la parola Tony e andate a guardarlo. Comunque ho iniziato a 6 anni e ho finito a 18 anni, mi sono fatto tutte le estati, quindi sui motori me a cavo. Pagato o lavoro in nero? No, mio papà mi pagava, pensate, non ci siamo neanche messi d'accordo. Sapete, ogni tanto si pulisce il garage, tutte le robe che restano lì per anni. Ripulendo tutto a casa mia ho trovato l'agendina nella quale segnavo le ore e avevo 12 anni, quindi mi pagava. Ovviamente non vi dico come mi pagava. Le offro un'occasione, ma con una domanda secca al Presidente Cavion. Io faccio la domanda, fai te la domanda. No, io ho già finito, mi hanno già pagato per 12 domande, le ho fatte. 13ª toccata. Ottimo questo. Bene. Tengo nel libretto. No, io non faccio, no, perdone, non è mio ruolo fare domande al Presidente. Lo ringrazio e approfitto di ringraziare lui, per suo tramite ringraziare tutti gli imprenditori, perché io ho vissuto questi 20 mesi, la pandemia non si è conclusa, abbiamo ancora la mascherina, le cose stanno andando bene, però lo diceva prima il professor Palù, in questo momento oggi abbiamo 234 persone ricoverate, delle quali 31 in terapia intensiva. Considerate che noi eravamo arrivati a 3.400 ricoverate, delle quali 500 in terapia intensiva, vuol dire paralisi. E quindi io ringrazio veramente, perché se alla fine della tragedia o sul finire della tragedia vedi ancora delle serrande alzate, vuol dire che qualcuno ci ha creduto, ci ha messo i fondamentali,
Cioè, avete pensato che c'è sempre, come dico io, che solo i pessimisti non fanno fortuna, quindi dopo la pioggia viene sempre il sereno. Io spero che il futuro ci garantisca sole e basta, perché non abbiamo bisogno altro di guai. Abbiamo vissuto la peggior tragedia della storia. Se voi leggete la Bibbia, c'è il passaggio sulle cavallette. Penso no, professor Palù, cancellerebbero subito quelle pagine e metterebbero il coronavirus. Cavallette è roba da ridere adesso. Cioè, una pandemia mondiale, come diceva il professore prima, non è mai accaduta. Quindi noi abbiamo vissuto storicamente una pagina di storia che mai prima è stata vissuta. Speriamo non si ripeta più. Grazie. Se mi permetti, Presidente, però avrei una domanda. Allora, prima di tutto volevo ricordare a tutti che non veniamo solo da questa pandemia, perché negli ultimi 20 anni, partendo dalle crisi delle Torri Gemelli e poi dal fallimento della Lehman Brothers e adesso la pandemia, in 20 anni abbiamo avuto 3 disastri economici. E se oggi siamo qua a raccontarla è merito di questi imprenditori, per la grande capacità, la grande qualità, il grande senso civico, la grande voglia di fare. E arrivo alla domanda. La mia domanda è: quale provvedimento vedremo come artigiani a breve da parte della Regione? Che teniamo sulla serranda innanzitutto, no? Io direi intanto delle cose importanti. Hai citato degli eventi, la Lehman Brothers nell'autunno 2008, il 2001 con le Torri Gemelle, questa la pandemia, ci aggiungerei 9 novembre 1989 il crollo del muro di Berlino e poi andrei indietro con la crisi degli anni 70 e quindi il 68, i primi anni 60 e poi arriviamo alla guerra. Cosa sto dicendo? Che sono tutti big bang della storia. Sono stati dei grossi problemi ma anche delle grandi opportunità e penso che voi imprenditori l'abbiate sempre dimostrato. Noi da parte nostra cercheremo di far girare l'economia, abbiamo degli indicatori che ci dicono che dovremo crescere alla grande. Abbiamo il grosso problema della manodopera, ne parlavi te prima, abbiamo il grossissimo problema del costo delle materie prime, che comunque sembra non si stia arrestando, però è pur vero che, come dicevano nell'antica Roma, si costruisce partendo dalle ceneri, non dalle macerie, e le ceneri ci siamo arrivati. Noi intanto abbiamo un approccio che non è contro l'impresa, noi non siamo quelli dell'odio sociale che pensiamo che dove c'è un imprenditore lo chiamiamo prenditore. Per noi c'è un adagio che io ricordo sempre, che quando il ricco guadagna, il povero magna. E questa non c'è scritto nei libri di macroeconomia perché non la studi, però si capisce subito che qui in Veneto, avendo noi l'80% delle imprese con meno di 15 dipendenti e avendo anche le grandi imprese che hanno una storia di una, massimo 2 generazioni, c'è qui il trade union tra il lavoratore, l'imprenditore, la sfida sociale è comune, questa è la grande forza che abbiamo noi. Quindi da parte nostra noi portiamo avanti tutto quello che può essere rilancio e ripresa dell'economia, quindi riversiamo tutto quello che abbiamo rispetto a questo rilancio, ad esempio non mettendo tasse. Grazie, tanto credo sia la prima volta che ci troviamo in 3, Luca, sullo stesso... Ah, vero? Questione di Santi, grazie. E io e il Presidente siamo della stessa classe anche. Io... Però... No, lasciate stare. Grazie Presidente Zaia, grazie a Gianluca Cavion, grazie della partecipazione, della disponibilità Presidente per chi ci ha seguito qui e chi invece ci ha seguito da casa. Buonasera, oramai buonanotte. Devo scappare via, devo andare a Marocco. Grazie. Ciao Presidente. Ciao Luca, grazie mille.